Edizione straordinaria di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati, saremo insieme fino alle 14:30 come sempre. Oggi un'ampia pagina dedicata alla compilazione del 7:30, quindi nell'ultima parte di questa edizione straordinaria state con noi perché anche attraverso le telefonate da casa faremo il punto sulla la questione fiscale che riguarda il nostro paese per compilazione del 7:30, ma parleremo anche di assegno unico familiare. In apertura invece partiamo subito con la pagina economica e la pagina del lavoro, perché ieri abbiamo dato l'annuncio dell'investimento, del nuovo investimento di Amazon nel Veneto con i 60 nuovi posti a tempo indeterminato, più pare altri 180 di contratti con fornitori locali per gli autisti, e quindi io vedo già collegato il segretario generale della CISL, me lo confermate? Buongiorno, Massimiliano Paglini, che ci ha raggiunto in diretta. Buongiorno, grazie per... Buongiorno ai telespettatori, grazie. Allora, partiamo proprio da qui, perché in una fase così difficile per il nostro paese il colosso del web investe in Veneto. Voi avete messo alcuni puntini sulle i ieri attraverso un comunicato stampa. Che cosa volevate dire? Che cosa volevate esprimere? No, noi vogliamo esprimere una posizione rispetto all'arrivo di Amazon, la quale fino ad ora non ha dato prova di tenere in debita considerazione la dignità dei lavoratori, che li sottopone a turni massacranti, per cui noi non siamo a prioristicamente contrari all'investimento, soprattutto se arriva occupazione e lavoro. Però Amazon è un colosso del web di natura globale che spesso e volentieri non considera o non tiene in debita considerazione gli interessi dei lavoratori. E quindi noi chiediamo garanzie rispetto a come verranno gestiti questi rapporti di lavoro, quindi è stato già dichiarato da Amazon l'applicazione del contratto di riferimento, però non è solo quello, e infatti Amazon poi tra l'altro ha anche dato, come dire, indicazioni rispetto a un impatto ambientale ridotto degli insediamenti che andrà a collocare. Però non è solo questione di sostenibilità ambientale, ma anche di sostenibilità sociale e quindi lavorativa. Allora guardi, tra pochissimo le facciamo vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri proprio su questo. Intanto le chiedo di rimanere collegato con noi perché al telefono abbiamo Filippo Fois direttamente da Mestre, da Piazza Ferretto, perché è in corso una manifestazione dei lavoratori aeroportuali di tutto il Veneto, quindi Canova di Treviso, Catullo di Verona e poi ancora all'aeroporto di Venezia. Filippo, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri spettatori. La manifestazione, che è molto partecipata, è in pieno svolgimento a Mestre, e a manifestare sono tutte quelle categorie che a vario titolo lavorano nei 3 aeroporti del Veneto. Sono migliaia di persone impiegate in un settore che ha vissuto profondamente e sta continuando a vivere profondamente la crisi del coronavirus. Aeroporti molto importanti come quello di Venezia, che ricordiamo è il terzo scalo nazionale per numero di passeggeri, hanno avuto i voli ridotti del 95%, adesso credo che siamo a una riduzione del 75%, altrove come a Treviso addirittura è stata disposta la chiusura, e per molti di questi lavoratori, oltre a un abbassamento di stipendio oppure alla cassa integrazione, si prospetta anche magari la perdita del posto di lavoro. Le posizioni sono davvero le più disparate, perché sono dipendenti dei gestori autoportuali, sono portabagagli, sono dipendenti delle compagnie aeree, del catering, dei servizi di sicurezza. Ognuno di loro ha un inquadramento diverso, una storia diversa da raccontare, e preoccupazioni che però alla fine sono molto simili, quelle di arrivare a fine mese e soprattutto di avere una prospettiva futura, perché al momento il settore non ha garanzie su quando ci sarà la ripresa. In molti aspettano appunto che la campagna vaccinale, per esempio, possa finalmente prendere una strada che permetta in tempi ragionevolmente brevi anche la ripresa delle loro attività. Grazie Filippo. Intanto abbiamo mandato in onda le immagini che tu ci hai mandato questa sera nei nostri notiziari, faremo il punto ascoltando anche le voci che tu hai raccolto. Grazie Filippo Fois. Grazie, buon lavoro. Allora Paglini, torniamo da lei. Guardiamo insieme il servizio che è stato realizzato proprio in merito all'investimento di Amazon e poi facciamo il punto, perché insomma i sindaci che abbiamo intervistato si sono detti particolarmente soddisfatti, no? L'hanno definito una vittoria per i territori in cui Amazon investirà, quindi poi lo commentiamo insieme.
Amazon apre in Veneto 3 nuovi depositi di smistamento con spazi dagli 8.000 ai 5.000 metri quadrati, Vicenza, Treviso con 2 poli, uno a Riese Pio X. Però qui c'erano l'ex scardellato e quindi sarà un grande intervento di rigenerazione urbana. La soddisfazione dell'amministrazione è quella di aver convinto Amazon di orientarsi verso un immobile già esistente, quindi evitando che ci sia ulteriore consumo del suolo. 5.000 metri quadrati, l'ultimo miglio di un'area estesa come quella del mercato ortofrutticolo, in parte abbandonata. Sarà operativa già dal prossimo autunno. Aperture annunciate oggi, ma cantieri aperti per la bonifica e la riqualificazione già da tempo. Sarà un intervento che avrà un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. Verranno utilizzati tutti i mezzi elettrici per le consegne in città. Per cui è una nuova attività che si installa nel territorio, porterà a posti di lavoro e un impatto da un punto di vista del traffico abbastanza ridotto, per cui per noi è un momento comunque di soddisfazione, ed è stato creato qui come primo effetto, vorrei dire, dell'avvento della superstrada pedemontana. I 3 siti di logistica vanno ad aggiungersi ai 2 centri di distribuzione di Rovigo e i 2 depositi di smistamento di Verona e Vigonza a Padova. Se la crisi causata dal Covid sta lasciando un segno profondo nel mercato del lavoro, il colosso del web presenta questo investimento sul Veneto, annunciando 60 assunzioni a tempo indeterminato e contratti con fornitori locali che porteranno ad ulteriori 180 posti come autista a tempo indeterminato. Una buona notizia, secondo la CISL di Treviso e Belluno. Il segretario Massimiliano Paglini chiede garanzie in termini di sostenibilità non solo ambientale ma anche e soprattutto sociale e contrattuale. L'abbiamo proprio citata nel servizio perché una volta arrivata la notizia, insomma, la CISL subito ha voluto dire la sua, no? Mettere i suoi punti fermi. Ci sono già degli esempi in Veneto del stanziamento di Amazon, e come sta andando? Beh, per quello che noi sappiamo è proprio perché c'è questa esperienza in Veneto di presenza di Amazon, in cui rileviamo che ci sono poca attenzione ai diritti dei lavoratori e i quali vengono sottoposti a turni massacranti. Quindi quello che ribadisco, noi chiediamo è che anche la politica, che comunque è stata parte in causa di questa operazione di ricollocamento di Amazon sul territorio, tra l'altro noi abbiamo già interpellato l'amministrazione comunale di Roncade, la politica si faccia garante nell'applicazione dei contratti nel rispetto della dignità dei lavoratori dentro agli stabilimenti che Amazon collocherà sul territorio. Infatti non a caso chiederemo un incontro urgente al sindaco Conte e al sindaco di Riese assieme a CGIL e UIL proprio per questa questione, perché come a Roncade chiediamo di firmare un protocollo di intenti e di indirizzo che stabilisca quali sono le garanzie per tutti, il territorio, i lavoratori e anche le attività, ma proviamo solo a pensare lavoratori che si devono spostare quotidianamente da un posto all'altro, da un comune all'altro, in termini anche di impatto ambientale, che cosa comporterà, o lavoratori che verranno dall'esterno o da fuori provincia, da fuori regione per venire a lavorare in Amazon. Quindi serve una programmazione complessiva, è quello che noi chiediamo, perché il rischio è che arrivi un colosso di questa portata e che deturbi il territorio, e quando poi non avrà più la convenienza abbandoni. Noi chiediamo anche questa stabilità nel tempo, garanzia della stabilità nel tempo dell'investimento, ma perché soprattutto c'è un tema più complessivo del Paese, ma in generale dell'Europa, che è quello di quali sono le legislazioni di riferimento per questi colossi del web, dove pagano le tasse per esempio. Sono colossi che hanno grandi potenziali negoziali, commerciali, però non sono sottoposti a ordinamento. Non a caso il presidente Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, ha posto un tema di fiscalità globale minima per tutti, per questi colossi del web, perché rischiamo che questi, spostando la sede legale da un posto all'altro, da un territorio all'altro, da un paese all'altro, non paghino mai le tasse, non rispondono mai a nessuno, e quindi per noi questo è un tema centrale proprio per la sostenibilità sociale e del lavoro. Grazie Paglini, grazie per questo punto. Lei ci sta anche dicendo appunto che a breve avete chiesto un incontro con Mario Conte. Chiederemo un incontro. Benissimo, grazie. Allora poi noi ci aggiorniamo ovviamente a incontro ultimato per capire insomma che cosa è stato detto e che cosa è stato pianificato. Grazie per essersi collegato con noi, arrivederci. Grazie.
Perché abbiamo deciso di partire da qui? Perché il tema del lavoro è il tema di questo momento, ad un anno dalla pandemia, 2 giorni di proteste, la prima non autorizzata, la seconda sì. FIPE e Confcommercio erano a Roma ieri con un'ampia, nutrita assemblea e vari capi delegazione per chiedere delle aperture. Poi il governo si è espresso dicendo a partire da maggio sarà il mese delle riaperture, ma c'è un settore che ha bisogno di risposte certe, perché ha davvero bisogno di pianificare la sua ripartenza, ed è il settore del turismo. Intanto io saluto e ringrazio per essersi collegato con noi Massimiliano Schiavone, presidente di Federalberghi Veneto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, prima di iniziare la nostra chiacchierata, le faccio vedere, chiedo alla regia di mandare l'estratto numero 2 di Ring, cioè le faccio vedere che cosa ha detto ieri un rappresentante dell'Appe di Padova in diretta a Ring con Ferdinando Avarino, e poi partiamo da qua. Ma ci sono molti dei miei colleghi, ristoratori, amici delle palestre, amici delle discoteche, che di soldi per poter mantenere la famiglia non ne hanno più, e da 14 mesi c'è uno Stato che continua a dirci di stare buoni a casa perché tanto ci aiuta, ma di 14 mesi di aiuti ne sono arrivati 0. 1.200 euro ad imprenditore aprile-maggio dell'anno scorso. Dopodiché basta. Noi abbiamo famiglie a casa da mantenere e fino ad oggi ci siamo mantenuti con quello che avevamo messo da parte, se ne avevamo. Se è finito, in questo momento o abbiamo i parenti che ci aiutano o in alcuni casi i clienti che ci vengono a dare una mano. Questa è la situazione reale. Discutiamo della scuola. Mi sta bene perché i miei figli vanno a scuola e vedo quanto pagano per restare a casa. Ma ragazzi miei, qui ci sono famiglie intere che non hanno più da barcamenarsi. Allora, Federalberghi Veneto ieri ha detto isole Covid free, meglio un piano complessivo, perché è di questo che si sta parlando in questi giorni, no? Ne ha parlato anche il ministro, luoghi vacanze Covid free, cioè lavoriamo in questa direzione. Presidente, anche alla luce di quello che ha sentito i colleghi, i baristi e i ristoratori, intanto com'è la vostra situazione attuale e perché lei ha detto a noi serve un piano complessivo, non ci serve la destinazione Covid free? Ma fondamentalmente perché credo che sia sbagliato in questo momento decretare delle fughe in avanti di singoli territori, e qui abbiamo bisogno veramente di fare una pianificazione, una programmazione certa, perché come ha fatto notare qualcuno l'apertura del nostro settore, in particolare degli alberghi, non avviene con alzare una saracinesca, quindi c'è bisogno evidentemente di un processo più lungo per avviare tutte le attività necessarie per metterlo in moto. E quindi a fronte anche di un appuntamento che tutti stanno un po' attendendo, che è quello della partenza anche di una stagione sulle coste della nostra regione importante, perché è un appuntamento che potrebbe decretare in qualche modo il poter vedere la luce in fondo al tunnel per molti operatori, quindi capisco anche l'esasperazione del collega che è intervenuto poc'anzi. Ormai siamo arrivati veramente allo stremo. Ricordo che i nostri alberghi non sono mai stati chiusi per decreto, le nostre strutture sono chiuse per totale mancanza di mercato. Adesso incominciamo a vedere un po' di interesse verso una stagione estiva, abbiamo l'assoluta necessità di capire se ci sono le condizioni per partire. Poi tenga conto che abbiamo un esercito pacifico, ma un esercito di stagionali, quindi circa 200.000 lavoratori che stanno arrivando ai confini della nostra regione per cercare di accaparrarsi un contratto a tempo determinato per la stagione 2021. Quindi abbiamo anche il dovere di rispondere a queste persone che sono in seria difficoltà, che hanno evidentemente avuto pochi sostegni o quelli che hanno avuto li hanno esauriti, e quindi guardano con una certa apprensione anche all'avvio della stagione. Ovviamente cosa che dovrà avvenire in assoluta sicurezza nel mantenimento dei protocolli, e che insomma in qualche modo abbiamo già dato dimostrazione l'anno scorso nel corso della stagione con tutti i nostri operatori di aver saputo applicare. Senta, una cosa è certa, tanti vogliono partire, su questo insomma in qualche modo nonostante i dati epidemiologici è anche un'aria che si respira, la voglia di tornare a viaggiare, allora ci si deve organizzare. Partiamo dal primo punto, campagna vaccinale. È realistico che entro quest'estate i lavoratori stagionali, chi lavora all'interno degli alberghi, possa essere vaccinato? Cioè per un turista trovare un ambiente Covid free?
Ma guardi, qui la comunicazione è fondamentale in tal senso, lo vediamo dai nostri partner internazionali e i nostri competitor internazionali la stanno già facendo, cioè la comunicazione di sicurezza oggi è la prima comunicazione, la migliore che si possa fare su qualsiasi canale di tipo mediatico. Quindi è chiaro che questa è strettamente legata anche alla possibilità di avere un ambiente sicuro. La vaccinazione dei nostri addetti è una cosa che noi richiediamo da molto tempo, la stiamo chiedendo già da diversi mesi, compatibilmente ovviamente con il rispetto delle fasce deboli, auspichiamo che la campagna di vaccinazione possa proseguire su 2 binari paralleli. Da un lato le fasce deboli, come è giusto che sia e come è stato già sottolineato più volte dal governo, ma dall'altro c'è il binario parallelo che tenga anche conto che gli addetti del settore turismo costituiscono un fronte, una prima linea che, secondo il nostro punto di vista, vada considerata per poter dare una comunicazione di assoluta sicurezza del nostro settore. Senta, ma il protocollo che verrebbe applicato è quello che è stato approvato in Veneto per le aziende, per i lavoratori degli alberghi? Assolutamente sì, ovviamente ci saranno delle integrazioni e degli ulteriori perfezionamenti che stiamo attendendo e con cui stiamo collaborando attraverso la cabina di regia della Regione Veneto, ma io ritengo che già il protocollo applicato nello scorso anno sia stato un protocollo assolutamente efficiente. L'ulteriore miglioramento che si possa fare in tal senso è avviare appunto la campagna di vaccinazione. È solo questa la strada per riuscire a far ripartire la nostra economia. Potremmo pensare anche che gli albergatori diranno agli stagionali, un po' come avviene nelle RSA, se accettate di vaccinarvi vi assumiamo, cioè potremmo pensare che quest'estate diventi anche una condizione l'accettare la vaccinazione per chi lavora negli alberghi per essere assunti? Guardi, no, io non credo che noi porremo questo tipo di condizione come vincolo all'assunzione. Certamente facciamo appello alla sensibilità di tutti perché riteniamo nella maniera più assoluta che la vaccinazione costituisca un elemento di sicurezza per se stessi, ma anche per tutti i colleghi e per tutti i clienti che verranno, a soggiornare presso le nostre strutture. Quindi non sarà ovviamente un obbligo, ma auspichiamo che la coscienza civile e collettiva possa prevalere in tal senso, sapendo che l'unica strada percorribile è questa. Tamponi negli alberghi, assicurazioni senza penali, in Italia ci si sta muovendo anche in questa direzione. Che cosa, anche qui, insomma, su che cosa punterete? Ma sicuramente il tema dei tamponi è un tema soprattutto richiesto e sollecitato anche dalla clientela internazionale che una volta che soggiornerà presso le nostre strutture al momento del rientro potrebbe essere soggetta a questo tipo di richiesta. Quindi anche qui stiamo lavorando con la rete delle farmacie, ma stiamo lavorando anche con la Regione per fare in modo di garantire questo tipo di servizio, perché in questo momento è un servizio legato nello specifico al Covid, ma è un servizio che anche noi ci sentiamo nel dovere di dover garantire ai nostri ospiti, cioè quello del tampone al momento del rientro nei propri paesi. È una delle condizioni oggi per viaggiare, al di là del cosiddetto documento vaccinale o passaporto che adesso sta cambiando un pochettino il nome, ma insomma stiamo andando verso una direzione che in qualche modo garantisca al paese ospitante ma anche il soggetto che viene ospitato di poter accedere quindi alla rete di servizi del monitoraggio di Covid-19. Il passaporto vaccinale farà bene al turismo? Lei ne è convinto? Ma farà bene nel momento in cui certificherà probabilmente una ulteriore sicurezza, non deve diventare nella maniera più assoluta un ulteriore vincolo allo spostamento, perché io ricordo che comunque le procedure di sicurezza in atto all'interno delle nostre strutture ricettive c'erano, ci sono e continueranno ad esserci. Quindi un'ulteriore sicurezza in più certamente sì, ma che non diventi un elemento di discriminazione per il viaggio. Senta, lo scorso anno voi avete lavorato molto con il turismo nazionale, che prospettive vi date per invece il turismo internazionale? Allora, sappiamo che ripartirà il Salone Nautico, la Biennale di Architettura, insomma comunque il Veneto sta puntando su una serie di eventi anche che potrebbero attrarre turisti a livello internazionale, ma quanto ci credete? Ma noi ci crediamo molto, ma soprattutto perché siamo confortati in questo momento dalle richieste che stiamo ricevendo. Al momento si tratta ovviamente di richieste e non ancora di conferme di prenotazione dal mercato estero, con particolare riferimento alla Germania. La Germania, i nostri clienti della Germania e dell'Austria hanno una grandissima voglia di ritornare a fare le vacanze nella nostra regione. Ricordo che c'è una stagione balneare, ma c'è anche una stagione montana e tutto sommato c'è anche una stagione attesa, se mi consentite, da parte delle città d'arte, perché se ci dovessero essere le condizioni
condizioni per poter rivolare in sicurezza presso i nostri hub aeroportuali, probabilmente anche le città d'arte potrebbero rivedere nel mese di giugno e di luglio qualche segnale, certamente non sufficiente a chiamarlo ripresa, ma qualche segnale positivo. Quindi da questo punto di vista le dico che le strutture ricettive della costa veneta stanno ricevendo parecchio interesse da parte dei clienti tedeschi, non vedono l'ora assolutamente di ritornare. Ovviamente anche loro stanno monitorando con attenzione quelle che sono le azioni messe in campo dal governo italiano, nello specifico dal nostro ministero, ma anche quello che sta avvenendo ovviamente all'interno dei loro paesi e le condizioni che porranno al momento del rientro. Questo farà certamente la differenza. Andiamo in pubblicità e poi al rientro la domanda sarà: le soddisfano le azioni del governo, visto che stiamo parlando di questo, o si potrebbe fare di più, visto che insomma abbiamo dei competitor piuttosto agguerriti? Quindi tra pochissimo ancora in diretta. Grazie. Ben ritrovati in diretta con Federalberghi Veneto. Buongiorno al presidente Schiavon, che è collegato con noi da una decina di minuti, e abbiamo anticipato un po' la domanda, ovvero focus sul governo. Il ministro Gelmini ha dichiarato: questa sarà la settimana in cui si apriranno i tavoli per parlare di riaperture, perché è funzionale per il turismo e anche per l'arrivo di nuove presenze nelle vostre strutture. Sarà anche la rinascita di un paese, quindi la riapertura di bar, ristoranti, eventi in città. Secondo lei come si sta muovendo il governo in questo momento? Ma con il governo quello che noi stiamo cercando di sollecitare è ovviamente un piano anche di sostenibilità, che non è solo il grande tema della sostenibilità che ci aspetterà adesso nel prossimo futuro, ma mi riferisco a una sostenibilità di natura finanziaria. Io credo che in questo momento il governo debba cercare di mettersi un po' in un ruolo di garante e di mediatore tra il sistema bancario e le imprese, se vogliamo cercare di ridare ossigeno e a far ripartire le stesse, e soprattutto a recuperare le risorse necessarie per reinvestire sul nostro prodotto, perché troveremo sicuramente un mercato ancora molto più aggressivo di quanto lo era già prima. Dall'altro punto di vista, quello che noi stiamo chiedendo a gran voce è immediatamente attivare un piano di comunicazione che serva a rassicurare i turisti che vogliono venire in Italia e anche gli italiani stessi che vogliono spendere le vacanze all'interno delle proprie destinazioni. Questo piano di comunicazione, che poi si rivela una grande operazione di marketing, dovrà essere avviato quanto prima, perché noi stiamo vedendo sgretolarsi fette di mercato importanti che abbiamo acquistato e acquisito negli anni con grande sforzo da parte degli imprenditori del turismo, che stanno dando adesso a vantaggio di alcuni nostri competitors. Mi riferisco ovviamente alle azioni messe in campo dalla Grecia, che stanno portando via una grossa fetta del mercato americano, ma mi riferisco anche a quelle messe in campo recentemente dalla Croazia, che sta aggredendo i nostri mercati di riferimento come Austria, Germania e Nord Europa, ma anche il piano messo in campo dall'Andalusia e quindi dalla Spagna. Ma la comunicazione Covid free, secondo lei funziona? Noi rischiamo di andare un po' ad inseguire quello che sta facendo la Grecia. Allora, in questo momento riuscire ad arrivare a una posizione Covid free la vedo un'operazione molto difficile, però le posso dire che anche gli altri paesi, come quelli che le ho citato poco fa, non hanno destinazioni Covid free, stanno facendo una comunicazione di rassicurazione e di sicurezza sui protocolli adottati dai loro ministeri. Noi speriamo di poter, partire il più presto possibile anche con questo tipo di informazione, perché è questo che ci stanno chiedendo in questo momento i nostri clienti, è questo che vogliono sapere primariamente prima di venire sulle nostre destinazioni. Senta, quindi che si avvii quanto prima. Che cosa è accaduto, visto che appunto stavamo parlando anche di turismo della montagna, che cosa è accaduto con il decreto sostegni? Perché c'è una buona fetta di imprenditori della montagna, albergatori che non hanno ottenuto dei ristori. Ma chiaramente il sistema ristori, per un settore che non ha mai avuto un decreto di chiusura, si è rivelato un sistema assolutamente inefficace, insufficiente e per certi aspetti, se posso dirle, anche quasi imbarazzante, perché non lontanamente neanche in linea con il termine stesso utilizzato per questo decreto. Quindi la difficoltà fondamentalmente è quella di aver adottato un meccanismo che non risponde e forse non conosce neanche alcune dinamiche del turismo e di come si è sviluppato e quali sono, diciamo, le azioni che vengono messe in campo dal nostro settore. Quindi fondamentalmente adesso anche sulla montagna c'è un'attenzione
particolare perché dopo lo sgarbo subito con la chiusura degli impianti a pochi giorni dalla riapertura, che riporta di nuovo il termine di programmazione al centro, che è un qualcosa di necessario. Dopo lo sgarbo subito la montagna, soprattutto della zona, mi consenta di dire, del Bellunese, è una zona che ha anche subito degli eventi naturali precedenti. Ricordo la zona di insomma la tempesta Vaia che abbiamo visto, esatto, sulla zona del Cadore, averli già messi in seria difficoltà. Oltretutto c'è il rischio che un decreto sostegni come quello pensato per la montagna risulti essere a volte anche un po' sbilanciato verso magari organizzazioni più strutturate e più grandi, mentre non andare a quelle che sono le piccole e medie imprese, che sono la vera ossatura di quel comparto. Di conseguenza noi su questo abbiamo già scritto, abbiamo già evidenziato sia al nostro assessore al turismo che al ministro queste criticità. Presidente, la dobbiamo congedare perché è arrivato Luca Zaia e parte ovviamente la diretta. Grazie per essersi collegato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro. Buon lavoro anche a voi, grazie. Pian piano si stanno eguagliando fra l'altro queste cifre. Sono 4.766.501 tamponi molecolari e tamponi rapidi, test rapidi 4.076.240. In totale sono 8.842.741. 8.842.741. Se sommiamo le due diagnostiche. I positivi nelle ultime 24 ore sono 1.081. I 1.081 positivi rappresentano il 2,67% su 40.474 tamponi, quindi 1.081 positivi, 2,67%, 40.474 tamponi. Positivi totali ci avviciniamo ai 400.000, sono 397.758. I positivi di oggi calano ovviamente, sono 29.442, che ovviamente giorno dopo giorno si negativizzano e escono dal circuito dei positivi. Secondo giorno con bei dati, 2013 ricoverati, siamo scesi sotto la punta di marzo, quindi oggi è il giorno che diciamo non batte più il record perché il record ce l'ha a marzo. 31 marzo erano 2068, adesso ne abbiamo 2013, meno 63 ricoverati. Così suddivisi, meno 55 in area non critica, sono 1736 e meno 8 in terapia intensiva, 277. (2,77) che sommati ai 2,76 fanno 5,53. Queste sono terapie intensive non Covid, quindi lo sforzo dei nostri intensivisti oggi è per 553 postazioni. Più 24 i deceduti e 19.230 i dimessi dall'ospedale. Allora, il dato concreto è che il trend che si è imboccato, diciamo la tendenza, il trend, la direzione che si è presa con le curve dell'infezione a livello regionale, sia sul fronte ricoveri che sul fronte terapie intensive, ha in entrambe le direzioni, quindi sto parlando numero di positivi che hanno un'incidenza che era arrivata fino al 6, adesso siamo a 2,64, come visto, 2, 3, 2, 3, e quindi l'infezione e il numero di positivi sta scendendo. I ricoverati li avete visti, è palpabile, no, il dato, perché si vede che è da un po' di giorni, incrociamo le dita, che comunque il trend è buono, quindi si sta abbassando. Sono sempre 2.100 persone in ospedale, 2.013 persone in ospedale, vi ricordo, perché adesso noi stiamo banalizzando, ma in tempi di pace avremmo 2.013 persone in meno e non avremmo 276 persone in terapia intensiva, perché Freud diceva che l'uomo è l'essere animale che più si adatta ai cambiamenti,
E noi ormai ci abituiamo a tutto, no? C'è la mascherina, a parlare di 2000 persone in ospedale, alle restrizioni, però perché siamo un animale molto adattabile. Allora, qual è il tema? Infezione la vediamo che sta scendendo, i ricoveri anche in area non critica lo vediamo, e terapia intensiva. E terapia intensiva è importante perché vi ricordo che in questa ondata abbiamo avuto un comportamento anticiclico, no? Un po'. Abbiamo visto che non è cresciuta, diciamo, esponenzialmente l'area non critica, ma è cresciuta invece la terapia intensiva. La terapia intensiva ha galoppato in questa fase, mantenendo più arretrata l'area non critica. A dicembre invece cos'è che avevamo? Una situazione capovolta. L'area non critica che ha schizzato fino a 3.400 ricoverati, ve lo ricordate? E le terapie intensive che erano a 4,40. Se guardate la proporzione, era una proporzione a favore delle terapie intensive, cioè che era un'enormità, ma rispetto ai ricoverati erano molto basse. Tanto è vero che siamo passati da un rapporto 8 ricoverati una terapia intensiva di marzo, scusatemi, 8 ricoverati a terapia intensiva di dicembre, perché c'erano molti più ricoverati, a 5,5 ricoverati su terapia intensiva di ora. Quindi a dicembre avevamo più area non critica in proporzione, la proporzione area non critica terapia intensiva era più bassa di quello che è adesso, o meglio più alta. Comunque mi avete capito. Siamo passati da 8 area non critica su una terapia intensiva a 5,5 su una terapia intensiva. Vuol dire che il rapporto a dicembre era a favore dell'area non critica e oggi è a favore delle terapie intensive. Questi sono dei dati. Si consideri che anche oggi 1 migliaio di contagiati ce li abbiamo nel nostro contact tracing, si fanno ancora 45.000 tamponi, che vorrei ricordarvi sempre per l'ottica dell'adattamento animale, non è una roba normale fare 45.000 tamponi al giorno. Vi ricordo solo che a metà marzo del 2020 noi facevamo 2.670 tamponi, cioè nulla rispetto ad oggi, e ci sembrava già un'enormità. Quando io ordinai di fare i famosi 3.500 tamponi a Vo, mi guardarono come di sto caso è matto, perché li facciamo forse in un anno 3.500 tamponi prima. Vabbè, al di là di questo, la situazione è... Tanto voglio ringraziare i sanitari, perché comunque questo è il merito di chi si occupa della salute dei nostri cittadini, quindi gli uomini e donne della sanità. Lavoro strepitoso, hanno saputo dimostrare che il Veneto con orgoglio ad oggi non ha lasciato nessuno a piedi. Questo è fondamentale dirlo, perché insomma sapete, il primo obiettivo era quello di curare i nostri pazienti e fino ad oggi ci siamo riusciti. L'altro aspetto che voglio dirvi è quello che i cittadini, nell'ottica, io ho visto che l'11 di giugno ci saranno gli europei con Italia e Turchia, per liberi tutti, allora c'entrano 20.000 persone all'Olimpico, immagino che l'11 di giugno sia la parte finale della liberazione. Cioè, sto dicendo cosa? È inevitabile che si vada verso una fase di convivenza. Allora, chi la vuole vedere in maniera maldestra parla male di questa apertura. Io invece dico, bene, prendiamo atto che l'11 giugno siamo aperti, vedremo di capire quanto si può aprire strada facendo, no? Perché per arrivare all'11 giugno con 20.000 persone, cioè il 25% della capienza nello stadio, siccome diciamo il virus non è che funziona a deroghe, no? Non è che dice guarda questi sono derogati, quindi tu non farti vedere allo stadio quella sera. Allora immagino che se l'11 giugno c'è questo, di mezzo cosa abbiamo? Abbiamo 60 giorni, 60 giorni più o meno, no? Da oggi che giorno è? Il 14, 60 giorni più o meno. Io penso che con aprile, da quello che stiamo immaginando noi, comunque qualcosa deve cambiare. Si stanno chiudendo, spero in settimana, le linee guida che le regioni proporranno. Voi sapete che il Veneto è anche capofila con la dottoressa Russo di questo lavoro. Non c'è nessuna azione di negazione, che sia chiaro, il virus c'è, l'infezione c'è,
però è altrettanto vero che ormai non è che ci aspettano molte scelte. Dobbiamo capire se con i cittadini, come cittadini vogliamo fare questa battaglia e avviare una fase di convivenza, portando mascherine, evitando gli assembramenti e igiene delle mani e storie che sapete meglio di me, oppure se pensiamo che la sicurezza totale si raggiunga solo quando il virus sarà scomparso, cioè mai, perché il virus diventerà poi ubiquitario, no? Non farà più i danni che fa oggi. Quindi è verosimile che ci sia un giro di boa. Ricordo infine che il decreto che ha approvato il governo per il 7 aprile, il decreto famoso, prevede sì zone arancioni e zone rosse dappertutto. Noi peraltro abbiamo numeri da zona gialla, lo sapete, perché oggi fra l'altro con questi dati siamo scesi sotto anche i parametri di guardia rispetto a terapie intensive e area non critica, perché l'area non critica non ha mai superato il 40%, invece la terapia intensiva la scorsa settimana di poco ma c'era sopra, e quando eravamo a 317 ricoverati oggi ne abbiamo 276 in terapia intensiva. Però volevo dirvi, noi saremo anche da zona gialla, però è pur vero che non negando l'evidenza un percorso lo dobbiamo fare tutti assieme, e penso che il fatto che il decreto preveda, vi stavo dicendo, sì le zone arancioni, sì le zone rosse, ma prevede anche il tagliando, perché c'è scritto se si modificheranno le condizioni epidemiologiche, è giusto che si prenda in mano anche questo argomento. Ci sono regioni che hanno più difficoltà, perché il virus cos'è che ci ha abituato? Ci ha abituato alle montagne russe, no? E non tutti i Luna Park sono uguali, nel senso che a volte va male in Veneto e qualcuno può tirare un sospiro di sollievo, altre volte qualcuno ce l'ha storta con il virus e in Veneto ma arriva bene. È innegabile che in questa fase il Veneto sia una delle regioni, se non la regione, che insomma in questa ondata è riuscita a gestirsi bene, perché ci vuole anche fortuna, ragazzi, qua non è che ci vuole la bacchetta magica. Se dico che il virus è una questione di fortuna, ve lo dico quando è andato male e anche quando va bene, l'ho sempre sostenuto io questo. Cioè chi è che riesce, forse l'uomo dovrebbe pensare meno alla sua immortalità, alla sua invincibilità. Stiamo davanti a un fenomeno della natura che per certi aspetti è incomprensibile. Basterebbe guardare le dichiarazioni degli scienziati o di ognuno di noi dal 21 febbraio ad oggi per vedere quanto si è dovuto ritarare la visione su molti fatti che consideravamo assodati, no? C'è un problema sulle vaccinazioni. Noi ragazzi oggi vi confermiamo che chiudiamo le vaccinazioni degli over 80 questa settimana. Alle ore 11 di questa mattina tutti i direttori che io ho incontrato alle 6 di questa, alle 6 ho visto il bollettino, alle 9 questa mattina hanno dato comunicazione di come nelle diverse ULSS verrà gestita questa cosa. Ho visto che però, anche se un po' macchia di leopardo, al di là delle prenotazioni di tutto, un po' tutti hanno deciso di fare la chiamata finale con degli accessi diretti, ma di ULSS in ULSS, quindi non mi spingo oltre. Cioè, due aspetti che vi voglio sottolineare. Il primo, che sarà inevitabile che ci sia qualche reduce. Allora, piuttosto che fare le paginate sui giornali fra una settimana o un mese, dico a tutti quelli che non hanno avuto nessuna forma di comunicazione con le istituzioni per essere vaccinati, che guardino con attenzione la comunicazione che ci sarà domani sui giornali o stasera in TV per le proprie località, perché sicuramente c'è anche l'annuncio di accessi agevolati per gli ultraottantenni, premesso che c'è un ordine di scuderia, che anche l'ultimo ha sempre diritto a presentarsi in un centro vaccinale. Dopodiché vi dico, ringrazio i sindaci che si sono messi a disposizione, perché alcuni non rispondono. Questo lo dovete scrivere. Alcuni, non sindaci, alcuni interpellati non rispondono. Abbiamo scritto, abbiamo mandato messaggi al telefono quando abbiamo avuto nella loro scheda anagrafica abbiamo il telefono, abbiamo sicuramente scritto e abbiamo adesso in piedi un'interlocuzione con molti sindaci per dare la lista di alcuni dispersi che non danno segni di vita. Considerate che non sono, può essere anche che ci sia qualche errore, che ci sia qualcuno che lo deve fare necessariamente a casa, però è pur vero che noi non abbiamo risposte, sono pochi però ci sono. Alcuni intercettati
si sono degnati di rispondere che non gli interessa fare il vaccino, dopo che 3.000 sollecitazioni, grazie anche ai sindaci. Quindi l'appello che faccio io a tutti gli over 80, cioè chi ha più di 80 anni, usiamo l'italiano, a chi ha più di 80 anni, dico questo: in queste ore cercate di stare attenti alla comunicazione, perché se non vi è arrivata una lettera, se non vi è arrivato un messaggio, se non vi è arrivata una forma di comunicazione, o se non siete riusciti a prenotare, vi dico, chi è che questa mattina mi ha detto, sono più direttori, dico, abbiamo dato degli slot anche in prenotazione per gli over 80 e restano liberi. Quindi l'appello anche ai nipoti e ai familiari: tentate di interpellare i siti delle vostre ULSS, perché inserendo il codice fiscale di un over 80 ha una corsia preferenziale assoluta per chiuderli entro domenica. Poi resterà qualcuno, spero che non sia preso, magari utilizzeremo per capire anche il caso, però voglio anche specificarvi che alcuni non riusciamo veramente a mettersi in contatto, cioè i sindaci vanno in casa per capire se hanno intenzione, e molti rispondono che non gli interessa fare il vaccino. Basta, che funziona così, no? Neanche rispondere a volte, no? E noi parallelamente andiamo avanti con i fragili e con i fragili e i vulnerabili e tutto quello che ne consegue. Per gli accompagnatori voglio essere chiaro: oggi c'è una riunione a livello nazionale per decidere un po' le modalità, perché vogliamo comunicarvele esattamente. Vi diciamo già che ovviamente i caregiver vengono portati avanti, no? Coloro, gli assistenti, definiamoli così. C'è da dire una cosa, c'è da dire che per gli oncologici si parla dei conviventi per i fragili. Quindi io spero già domani di portarvi la circolare, che magari se ci date una mano la pubblicate, ne parlate nei vostri servizi, così tutti hanno le idee chiare, e sarà la stessa circolare che mando tutte le direzioni. Per gli over 70 vi do un'altra anticipazione: stiamo lavorando, il che vuol dire che finché non vi do il pronti via non funziona. Stiamo lavorando a una modalità per risolvere il problema del convivente accompagnatore. Mi spiego: gli over 70 sono 495.000. Se anche il 50% venisse accompagnato sono altri 250.000. Capite che è un fuori programma non tanto affrontabile. Allora cos'è che abbiamo pensato? Io spero che nel giro di 4-5 giorni lo risolviamo. L'over 70 che entra, cioè dai 70 ai 79 anni che entra nel sito, avrà un flag, avrà una possibilità di fare una doppia prenotazione per l'accompagnatore, che deve essere over 70 per restare nel target, in modo tale che noi volentieri facciamo l'iniezione all'accompagnatore, ma la facciamo sapendo che dobbiamo farla. Perché facciamo questo? Perché il settantenne che si prenota, qualcuno dice ma posso prenotarsi anche sì, ma bisogna vedere se trova il sito libero, poi se trova slot liberi, che nel momento in cui ti prenoti in 30 secondi, un minuto, magari hai la sfortuna che hai occupato l'ultimo posto e tua moglie o tuo marito che voleva venire con te non c'è più. Allora facciamo possibile, avremo una doppia prenotazione in scheda, però fermi tutti dalla prossima settimana, quando vi diciamo noi. Nel frattempo l'accompagnatore dai 70 anni in su, cioè il vaccinato dai 70 anni in su, se ha un accompagnatore non è vaccinato, non viene vaccinato, scusate. Cioè dai 70 anni in giù? In su. Nel frattempo bisogna prenotarsi, non si può andare con l'accompagnatore e dire vaccinami, in questo senso, finché non mettiamo a posto questo problema, perché avendo pochi vaccini rischiamo di mandare indietro un sacco di persone, questo è il problema. Come avete visto dal bollettino di questa mattina, vaccinazioni, noi non sappiamo neanche più cosa fare, cioè, vi ricordo solo che da noi la vera sfida che noi abbiamo tutti i giorni, io lo dico tutti i giorni, vedo che molti lo fanno, Pfizer per noi sono 7 dosi, neanche 6. Sapete che era 5 dosi, 6, noi tiriamo a 7 e AstraZeneca tiriamo a 11. C'è chi è così bravo che, siccome noi abbiamo i siringatori, no? Quelli che riescono a preparano nella catena le siringhe per l'inoculazione, ecco, alcuni ormai hanno praticità e riescono a farsi le 11 dosi, che non è roba poco, vuol dire 10% in più di vaccini. Sì, oltre a Moderna, sì, solo che Moderna per noi sta diventando una Cenerentola, ce li abbiamo, non li tocchiamo perché dobbiamo fare i richiami, abbiamo il terrore che non ne arrivi più,
Quindi quando voi vedete il bollettino, noi stamattina sono 76.000 mi sembra dosi, dovete togliere 28.000 Moderna, perché quello è comunque come avere i salami in cantina, cioè, sono ancora troppo freschi, non si possono tagliare e mangiare. Adesso tutti i vegani si agitano, vabbè, un giorno farò un esempio vegano. E volevo darvi due dati. Questa è la curva dell'area non critica, quindi vedete, allora, la prima montagna, per chi ci guarda da casa, è l'infezione di dicembre, la seconda è l'infezione attuale. Vedete che, capite che se ci fosse l'inversione qui sarebbe uno scalino che noi non abbiamo mai visto da febbraio, dal 2020 ad oggi. Se tornasse su farebbe un dente pauroso questa recrudescenza di infezione, cosa mai accaduta fino adesso. Può accadere, per cui dobbiamo stare attenti. Le terapie intensive hanno lo stesso ragionamento. Il picco più alto, che è questo qua, è dicembre. Il più basso, questo qui che indico, è l'attuale. Vedete anche qui lo scalino che va giù. Se dovesse ripartire avrebbe un dente che vedete, cioè sarebbe una condizione mai accaduta. Però nulla è di certo con questo virus, che, come dico io, ogni giorno dà una pena, e possiamo darveli anche queste, se volete, solo i grafici, 2 grafici, senza tutte le tabelle. Insomma, la situazione dell'area non critica ormai in Veneto, posso aggiungervi questo, ci dà un'inversione di tendenza in tutte le ULSS, anche Verona, che è la più rognosa. Verona, nessuno ce lo... Allora, tutti esperti a fare gli esperti in tribuna nel campo di calcio, però la verità è che Verona ad ogni infezione si è sempre comportata in maniera come si può dire, atipica rispetto al resto del Veneto, e in maniera pesante. Prima infezione, vi ricordo che Verona ha avuto, ve lo ricordate, la coda dell'infezione, non riusciva più a scendere. Seconda infezione, Verona, inutile che ve ne stia a parlare, ha avuto il problema di alta mortalità e comunque è andata di fatto alla saturazione totale delle terapie intensive. Terza infezione, è l'ultima provincia che ha iniziato a calare, ma ha calato. Il dente ce l'ha anche Verona, in giù. E basta, quindi ve l'ho detto, area non critica, bene, terapie intensive bene, bene, insomma bene, 276 non è tanto bene. Sì, però insomma sembra che abbia imboccato la strada giusta per dare un messaggio anche positivo, in un mondo nel quale positivo non bisogna neanche più citarlo come termine. E volevo dirvi due robe, se mi perdonate, due piccole comunicazioni che non c'entrano niente con la sanità, ma ci tenevo. Intanto MSC conferma le crociere e quindi li ringrazio perché è un bel segnale, no, di ripresa. Ovvio è che noi stiamo sperando fino in fondo di poter arrivare a Porto Marghera, però intanto si parte con 2 navi, ho avuto questa comunicazione e questo ci permette, come si può dire, di pensare che il mondo non si è fermato, lo possiamo dire. Penso che a livello internazionale, io capisco il dibattito, lo capisco fino in fondo e lo rispetto, ma a livello internazionale io che ho incontrato la stampa estera l'altro giorno ho detto: guardate, Venezia è deserta, ma tornerà ad essere quella di prima. Magari ne approfitteremo per contingentare, per fare, ma queste sono attività del comune, non sono cose nostre. Però insomma volevo ringraziare MSC per aver fatto questa scelta di dare questo segnale. È ovvio che noi dobbiamo portare fuori le navi dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco. Ovvio che siamo davanti a un decreto che si chiama Clini Passera, che è del febbraio 2012, sono passati ormai 9 anni. Ovvio è che la decisione presa l'ultima volta che ci siamo trovati nel comitatone è quella di fare il canale dei Petroli e Marghera, quindi finché non sarà approntato l'ormeggio su Marghera continueranno a fare quella viabilità, però insomma io penso che sia condizione imminente. Poi vi do un'altra bella notizia: domani 15 aprile noi in mattinata verrà completato lo scavo della Galleria Nord di Malo, stiamo parlando della Valsugana. No, della Pedemontana. Scusatemi, perché là da quelle parti devono fare anche a finire fuori il problema della Valdastico Nord. Della Pedemontana, grazie.
Per noi è importante perché stiamo parlando di Galleria Nord di Malo da Vallugana in direzione Treviso, quindi Malo direzione Treviso, Galleria Nord. Quindi siamo arrivati anche a nord e è la fine dei disagi per i cittadini di Malo e di Vallugana, per rumori, vibrazioni, esplosioni no perché facessero ci fossero battaglie o sommosse, esplosioni perché si usavano la dinamite per la galleria, che era una galleria rocciosa. E oltretutto il materiale anche che ne uscirà, avremo adesso più vie di uscita e quindi ci permetterà di anche collassare di meno la viabilità con il camion. E voglio dirvi che adesso entriamo nella fase più critica perché abbandoniamo la roccia, sto parlando del Castelgomberto, e procederemo non più con 4-5 metri al giorno di avanzamento nello scavo della roccia, ma con 60-80 centimetri al giorno. Perché c'è terra e quindi sembra quasi un'assurdità, no? Però la terra prevede la messa in sicurezza nell'avanzare della macchina, quindi il getto e tutta la roccia comunque dà un suo contenimento. Sono 790 metri lineari da fare in una canna e 1190 nell'altra. Però sentite, noi lo dicevamo, nel 2021 si apre la pedemontana, ci sarà il problema dei 6 km da Galleria di Malo, questa sono 6 km. Pedemontana è la più grande opera oggi in cantiere in Italia. 2 miliardi 258 milioni di opere, 36 comuni, 16 caselli, scusatemi, 14 caselli, pensate c'è un casello ogni 5,9 km, sono 94 km e mezzo di infrastruttura, più 68 km e 300 metri di opere complementari. Lo cito a memoria perché ormai l'avrò detto 1000 volte questi dati qua. E perché vi dico tutto questo? Perché i primi di maggio apriamo da Bassano Ovest a Montebelluna, 35 km. E vi annuncio anche che se oggi qualcuno, ma non lo farà nessuno perché non potete, ma virtualmente uno di noi decidesse di entrare in auto, arriva fino a Treviso, perché ormai il sedime c'è tutto. Quindi noi confermiamo le aperture che avevamo detto. Capite che aprire fino a Montebelluna significa cambiare la vita a quei territori, cioè Bassano Ovest, Montebelluna, e considerate che da Bassano noi già arriviamo sulla Valdastico, quindi di fatto l'itinerario è un itinerario importante già di aperture fatte. Comunque il tratto che apriremo sarà di 35 km, non noccioline. Questo lo dedichiamo a quelli che hanno tifato per una vita che restasse una ferita aperta nel territorio. E il mio ringraziamento invece va sempre ai lavoratori che pioggia, vento e Covid hanno sempre lavorato, alle imprese, all'impresa, e voglio anche ringraziare i cittadini, in particolar modo gli espropriati. Ecco, voglio ricordarvi che gli espropri della pedemontana hanno un controvalore liquidato di 300 milioni di euro, spalmati sui 94 km e mezzo. Però l'esproprio è sempre una ferita perché si sta presto a fare i fenomeni con le opere sulla terra degli altri. C'è chi ha ceduto terra, c'è chi ha distrutto una casa per permettere il passaggio di questa infrastruttura, quindi è da rispettare l'idea di tutti, anche di quelli che non la soffrono. Però la comunità, ricordo che questo è un progetto degli anni 90, io andavo all'università negli anni 90, il progetto poi che oggi è in cantiere è del 2002, la gara è del 2006, l'aggiudicazione dopo un contenzioso legale finito in tribunale è del 2009, l'inizio dei lavori è del 2011, quindi in 10 anni si è fatta l'infrastruttura. Considerate l'inizio dei lavori del 2011 con un fermo non indifferente, io penso che almeno abbiamo perso un paio d'anni poi nel frattempo. Vi ricordate gli anni del closing finanziario, dei problemi
e dove si è sentito tutto, abbiamo avuto premi Nobel dell'asfalto che non sapevamo neanche di avere, che ci hanno spiegato come funziona il mondo, che sono tutti invitati il giorno di inaugurazione. No, dico in generale, quando ci sarà la grande inaugurazione, li chiederemo al primo posto tutti questi geni qua. È giusto, è pluralismo questo. Anche Toninelli invita. Cioè, Toninelli, cosa che ha fatto Toninelli? Sì, è aperto a tutti. No, nel senso sì, assolutamente. Ma non mi risulta che lui abbia parlato male della Pedemontana, se non ricordo male. Adesso non mi ricordo più, sinceramente. Chi ha tanta memoria per questa roba qua è rancoroso e vendicativo, io non lo sono, cioè cosa volete? Io avevo due alternative, risolvere il problema o lasciare lì il problema. Se lo lasciavamo lì avevamo una ferita di 100 km nel territorio, nemmeno abbiamo una strada adesso. Prego. L'ex ministro Costa, allora, Nerio Nesi. Io ricordo che la prima volta che parlai di Pedemontana parlai con Nerio Nesi, ministro di rifondazione comunista. Tu non te lo ricordavi neanche? E poi arrivò Di Pietro. E poi venne Di Pietro, sì. No, prima venne Di Pietro. Sì, forse... Prima di Pietro. Sì, prima di Pietro. Siamo vecchi degli. Poi ci fu Costa. Prego, sto Marco. Allora, Nicolussi, Pederiva, Tosato, Guidone, Salmaso. Tosato non Scusa, Petenò. Però lo evochiamo. Questa è la prova provata che lui fa differenze. Lui fa preferenze. Sì, scusami, preferenze. Adesso faccio il giro io, cominciamo con Nicolussi. Allora, buongiorno. Buongiorno. Io devo chiedere naturalmente se ci sono degli aggiornamenti per la vicenda Johnson & Johnson, perché arrivano tante voci, adesso sembra che la soluzione ottimale sia di liberarlo dopo 2 giorni e dedicarlo agli over 60 come per AstraZeneca. Volevo capire se alle regioni è stato detto qualcosa in proposito. No, ma io ho sentito il commissario anche questa mattina parlare di vaccini e ormai ci sentiamo quasi tutti i giorni. E stamattina c'era un'agenzia di Rasi di EMA, se non ricordo male. Ex presidente di EMA. Sì. E che appunto c'era questa ipotesi, no, della quale tu stai parlando. Verosimilmente, insomma, questo è un vaccino che funziona, questo lo si sa. La risposta anticorpale la dà. Allora, io che la vedo da un punto di vista proprio manageriale, industriale, questa vaccinazione è una grande sfida. Dico che è un vaccino che ha un appeal che è unico, cioè fai un'iniezione, guardate che non è una roba da poco. Cioè, vi do solo un dato, ad oggi noi abbiamo inoculato 1.200.000 dosi più o meno. Se fossero stati tutti Johnson & Johnson potremmo dire che abbiamo vaccinato 1.200.000 persone, invece sono la metà. Cioè, è strepitoso, quindi io veramente tifo perché funzioni fino in fondo. Pensate solo un domiciliare, un paziente a casa, non deambulante, che ha difficoltà a spostarsi, ci vai una volta solo a vaccinarlo, non c'è problema del richiamo. Io spero che si sblocchi questa situazione in questa landa desolata di penuria di vaccini. Guardate che è una tragedia sta storia dei vaccini, lo è ancora di più per una regione come il Veneto, che ha un potenziale di vaccinazione da paura. Noi abbiamo messo in piedi una Ferrari e la stiamo utilizzando come una 500 per neopatentati, cioè non può andare avanti così. Io continuo a dire, il Presidente del Consiglio prende in mano questo dossier personalmente, convochi questi mediatori, le persone che dicono di avere contatti, non è un reato, se stiamo difendendo la salute dei cittadini. E si verifichi se sei un branco di, come si può dire, se sono un gruppo di trascinabarattoli, di miliantatori, ne avremo una certificazione autorevole, altrimenti vuol dire, poi potremo anche decidere di non comprare, ma almeno sappiamo che c'è sul mercato e allora forse qualcosa in Europa dovremmo dire, no? Perché a noi è stato spiegato che il contratto europeo non è solo vincolante per noi, ma lo è anche per tutte le aziende che non possono vendere ad altri. Ma questo non è irrilevante chiarire questa situazione. Continuo a dire che in giro per il mondo c'è chi non ha problemi. Gran Bretagna, UK, Germania, Israele e Stati Uniti, che sta vaccinando a 1 milione di vaccini al giorno, e molte altre comunità, insomma.
Io spero anche che si affrontino i temi Sinovac, anche se sembra che la risposta anticorpale sia bassa, Sputnik, perché comunque noi abbiamo diritto a scandagliare tutto quello che è scandagliabile. Ecco, adesso Presidente c'è la risoluzione dell'Europa, resa nota oggi, di non rinnovare i contratti per i vaccini costruiti su adenovirus, cioè AstraZeneca, Johnson & Johnson, e quindi anche Sputnik, e quindi anche si mette un po' un punto interrogativo sul vaccino italiano che è in sperimentazione a Verona. Ecco, volevo capire da questo punto di vista, siccome da una parte il governo investe sul vaccino italiano dando un finanziamento di 80 milioni di euro, dall'altro annuncia che non vuole più vaccini se non quelli a RNA messaggero, quindi punterà tutto su Pfizer e BioNTech e Moderna. Ci chiarisce la situazione, perché qua sono una serie di messaggi tra di loro contraddittori che aumentano l'ansia della gente. Guarda, il tema è questo, che noi cittadini ci chiediamo cosa servono gli scienziati. L'ultima volta gli scienziati hanno detto da EMA decidano i paesi cosa vogliono fare con AstraZeneca. Vi risulta questo o no? Con AstraZeneca non c'è una misura uguale per tutti. Sì, ogni paese ha scelto, sì. Uno dice, vabbè, se dovevamo aspettare 4 del pomeriggio per sentirsi di sta roba, ci arrangiavamo da soli, no? Ci facciamo l'analisi in casa e magari arriviamo qualche ora prima. 2. Siamo partiti da una situazione nel quale l'RNA messaggero era, come si può dire, grande punto di domanda, perché è una novità, no? La manipolazione, questa nuova concezione di vaccino. Perché abbandonare il vaccino, quel virus ammazzato, quel virus ucciso, il virus attenuato? E la grande, come si può dire, il grande sostegno agli adenovirus, addirittura Sputnik ne ha 2, no? Quindi li cambia dalla prima alla seconda dose. Adesso c'è questa informazione. Guardate, noi per carità ci rimettiamo alla comunità scientifica, ci mancherebbe, però la comunità scientifica deve anche chiarirsi le idee prima di cominciare di parlare, perché qua c'è tutti avanti tutti, dietro tutta, cioè, di questo passo veramente ci facciamo male, ma non con i vaccini, facciamo incidenti a forza di avanti tutte nelle retromarce, prima o poi qualcuno si tampona. Io dico che dove abbiamo vaccinato non abbiamo più avuto problemi. Anche qui vorrei chiarire una roba, perché spesso c'è questa notizia, era vaccinato e positivo. Sì, era vaccinato e positivo. Peggio sarebbe, la vera notizia sarebbe, era vaccinato e si è ammalato, ma questo rientra nella percentuale infinitesimale ma la casistica del vaccinato positivo non è sorprendente, perché vuol dire che ha il virus ma non gli fa niente. Però il vaccinato positivo può infettare altre persone, per cui attenzione a tutti i vaccinati, perché qualcuno vedo che tira giù la mascherina, dice no, ma io non lo posso vaccinare. Sì, ho capito, ma il virus lo puoi veicolare, quindi nelle famiglie attenzione, perché il vaccinato, o nelle visite magari, perché il convivente è inevitabile che non porti la mascherina, ma nelle visite non dà per scontato sono vaccinato o no al virus, perché non funziona così. E questo è un errore della comunicazione, non di chi si è vaccinato. Ma abbiamo già una percentuale di persone vaccinate che... No, guarda, però ti dico, ad esempio abbiamo vaccinato sostanzialmente quasi tutto il mondo della sanità, mi sembra manchino 7-8 mila casi con giustificazioni più o meno diverse, e il cluster ospedalieri non abbiamo. E c'è anche il grande tema adesso che abbiamo delle diagnostiche di seconda e terza generazione di qualità. Pensate che oggi abbiamo anche sui tamponi rapidi abbiamo un grado di affidabilità che passa il 98%, evito di dire le marche. Abbiamo addirittura, quando passano questa affidabilità, che arrivano a delle amplificazioni fino a 36 CT paragonabili al molecolare, se vuol dire che ormai ci siamo. Abbiamo però ancora un grande quesito da sbrogliare e da chiarire, secondo me la comunità scientifica dovrebbe farlo, che c'è ormai letteratura che pone una convinzione secondo me giusta, che molti positivi non sono positivi. Cioè è l'esempio del metal detector, no? Tu trovi un grande pezzo di ferro ma trovi anche una rondella, sono due robe diverse. Considerate che la diagnostica di oggi noi spesso abbiamo l'esito positivo, magari sono amplificazioni che non c'è neanche più carica virale, sono pezzi di RNA magari. Quindi questo è il vero tema, perché c'è il rischio anche di mettere magari in quarantena qualcuno che non sa neanche che ci vada. Vedrete che nel futuro
adesso dico queste robe faranno tutti polemiche, vedrete che nel futuro arriverà una diagnostica che comincerà anche a distinguere positivo da positivo. Del resto quando ho parlato del passaporto vaccinale cosa hanno detto? Che era una boiata, adesso tutti lo vogliono. Quando ho parlato dei vaccini ha detto che non era possibile, adesso tutti dicono che ci sono. Andiamo avanti. Quando ho detto che mancavano i vaccini hanno detto che non è vero, adesso dicono... Noi la chiameremo Cassandra, Presidente? Prego? La chiameremo Cassandra? Se proprio... No, Cassandra è un'altra roba. Porta sfiga. Sì, ma infatti lui ha detto Cassandra che vedeva male, lui vede bene, è diverso. Insomma. L'ultima cosa, poi Prego. passo la parola all'Angela. Mi interessa molto il discorso delle nuove linee guida, perché c'è la richiesta da parte delle regioni di rivedere i parametri per la classificazione delle aree colore. Esatto, inserendo anche il parametro del numero di vaccinazioni. Volevo capire, il Veneto è capofila, ci può dare qualche anticipazione? No, perché non è corretto nei confronti dei colleghi. L'ha già pubblicato domenica, quindi gli avete dato per te. Non so, gli avrà dato un tarocco sicuramente. No, beh, se ufficialmente... Non ha più buone fonti. No. Se si può aggiornare su quello che si può dire. No, non posso. Neanche i settori, che ne so, scuola... Mi spiace. Nulla? No, perché un lavoro è in corso, oggettivo, adesso al di là delle battute, perdonate. Arrivo a conclusione. Se faccio solo io un'anticipazione, cioè, i colleghi giustamente... Ma quando è previsto, diciamo, la spero che in presentazione? settimana si chiuda. In settimana? Sì. Ok, vabbè. Ma oggi non avete fame? Allora, il mio giro, se hai concluso, prevede, vediamo se ho visto bene le mani, Pederiva, Pettenò, Salmaso, Guidone, Giacomuzzo e Di Gennaro. Ok. Come? E Tosato è già passato. Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Torno sul tema vaccini. Alla luce di avanti tutti, indietro tutti, Danimarca annuncia lo stop definitivo ad AstraZeneca, la Germania ha deciso di fare il richiamo della prima dose fatta con AstraZeneca con altri vaccini. A voi regioni è stato detto qualcosa? No. Per noi è confermato over 60 AstraZeneca, richiamo AstraZeneca su AstraZeneca a prescindere dall'età. Ok. Poi ho sentito quello che ha detto prima a proposito del tema caregiver. Ci arriva una segnalazione dell'Unione Italiana Ciechi di Venezia, ha ricevuto per domani e dopodomani la convocazione per una quarantina di aderenti appunto all'organizzazione, quindi persone non vedenti, c'è però il problema dei loro accompagnatori. Vale la spiegazione che ha dato prima, c'è bisogno attendere questa circolare? Sì. Considerate, noi ci scusiamo con tutti quelli che legittimamente hanno diritto a un vaccino, ma non ci sono vaccini. Si dicevano consapevoli infatti di questo, però notavano una distonia tra quello che lei aveva annunciato nei giorni scorsi e poi l'organizzazione pratica, in questo caso della ULS 3. Ma in questa fase qua noi stiamo facendo, comunque lo faremo anche dopo, sicuramente riconoscere che la vaccinazione del convivente dell'oncologico, per dire, però è pur vero che prima in via prioritaria si fa l'oncologico di quella famiglia, perché altrimenti rischiamo veramente di non riuscire più a colpire i target giusti, perché se io faccio 3 iniezioni in quella famiglia di 3 conviventi, lasciate perdere tutte le categorie che vi stanno venendo in mano, ma ci sono altri oncologici da vaccinare, se volessimo anche restare in quella categoria, che sono quasi vaccinati tutti fra l'altro. Un altro argomento, il sequestro delle mascherine che è in corso attualmente su indicazione, anzi su prescrizione della Procura di Gorizia, sta mettendo in difficoltà le nostre aziende sanitarie, le nostre RSA, perché il numero è considerevole. Non mi risulta al momento, stamattina abbiamo fatto riunione e onestamente non abbiamo neanche parlato, quindi immagino tra i problemi non c'era questo. Non sono informato oltre a questo, non posso aggiungere altro. Che è fatto di questa vicenda, Presidente? Perché questo di Gorizia intendo è il versante sanitario, cioè quelle mascherine filtravano fino a 1/10 in meno di quello che avrebbero dovuto, però poi, come dire, l'altra faccia della medaglia dell'inchiesta di Roma, cioè quelle mascherine sarebbero state anche oggetto di affidamento illecito. Non conosco la vicenda. No, ma nel senso, scusate, ma perdonatemi. Come posso conoscere leggendo i giornali? Non posso esprimermi leggendo i giornali su una vicenda giudiziaria. Ho letto anch'io i giornali, ma non, vedo che stanno facendo indagini, non so nulla delle ditte produttrici, non so nulla delle caratteristiche tecniche, rischio magari di dire anche qualche cazzata e mi prendo anche qualche querela perché ho parlato di aspetti tecnici che non conosco. C'è comunque amarezza, noi sappiamo quanto abbiamo cercato quelle mascherine, no? Per mesi è stata tanta difficoltà. Vi ricordo che noi, e approfitto della tua domanda Angela,
Noi siamo, penso, l'unica regione tra le pochissime regioni che è riuscita anche a evitare gli scatoloni vuoti. Vi ricordate che c'è stato un periodo nel quale arrivavano i container dentro, non c'era neanche, erano vuoti. Avete visto che abbiamo avuto delle aziende che anche con noi hanno avuto rapporti, da altre parti si sono fatte pagare merce che poi non è arrivata, da noi non sono riusciti a fare la fase, diciamo, del contrattuale perché abbiamo scartati. Secondo me è stata fatta un'ottima gestione da parte dei nostri. Vi ricordo sempre che in maniera autonoma noi abbiamo notificato un quintale di relazione su tutti i fatti che sono accaduti alla procura, perché proprio resti in calce tutta l'attività che abbiamo fatto. Ma l'abbiamo fatto ancora a marzo, ad aprile, cioè noi da sempre sul Covid una visione penale, una visione civilistica dei fatti raccolta da due avvocati, l'avvocato Pinelli per il penale e la professoressa Cacciavillani per la parte civilistica, che hanno costruito il racconto giuridico del Covid in Veneto, con gare, telefonate, mail, c'è tutto lì. Però non aggiungo altro, grazie. L'ultima cosa, era un altro sequestro, non è a tema Covid, ma è quello delle pompe infusionali e di altra strumentazione diagnostica. Ho letto un pezzo su un articolo, ma non ho... Cioè, nel senso che volevo chiedere se la Regione si costituirà eventualmente parte civile del procedimento, perché è evidentemente parte lesa. Sempre, dobbiamo parlare con Azienda Zero. Se gradite posso anche invitare il dottor Tognolo per questi due fatti, magari i prossimi giorni. Magari, perché è in corso, da quanto leggo dalle prescrizioni del Ministero della Salute, anche la ricerca dei pazienti su cui sono stati impiantati. Poi non è la prima volta che succede in Italia sta roba, no? L'abbiamo visto con le protesi, l'abbiamo visto con le valvole, adesso con le pompe. Però c'è un allarme sociale, quindi penso che sia il caso. Grazie. Prego. Pettenò, poi Salmaso. Buongiorno Presidente, restiamo sul tema, tanto sul tema vaccini, sulla questione, oggi dovevano arrivare Pfizer, domani sono state scaricate. Sì, oggi scusa. Sì. Lei ha dati precisi sull'arrivo di Pfizer, restano quei dati che aveva già dato ieri? Pfizer 126.000 verranno distribuite, vengono riscaldate come lo diciamo noi tecnicamente, cioè scongelate da -70. E sono in distribuzione oggi, nel senso che già oggi nei centri vaccinali arrivano, però capite che 126.000 per noi è il riscaldamento a bordo campo con la merendina, sono poche, ormai purtroppo una realtà che fa 35.000 vaccini al giorno sono niente, perché dopo dobbiamo accantonare le seconde dosi, resta poco. Appunto il piano vaccinale, lei ieri ne aveva illustrato a grandi linee, e poi c'era anche il responsabile del Dipartimento Prevenzione. Ecco, alla luce della vicenda Johnson & Johnson ancora tutta da chiarire, che prospettive ci sono nel piano vaccinale, come deve essere rivisto, se il Veneto già sta rivedendo il tutto? Sì, quotidianamente purtroppo in continuo cambiamento, perché solo la vicenda AstraZeneca per noi ha significato buttare via ore e ore e giorni di lavoro. E i ritardi nelle consegne comunque pesano, perché noi abbiamo una programmazione che è tiratissima, perché vogliamo non aver magazzino. Adesso Johnson & Johnson, considerate che noi stiamo pensando a un progetto da lanciare in Veneto fra una settimana, io spero. In quel progetto prudenzialmente avevamo anche calcolato di non avere Johnson & Johnson ad aprile, però non avevamo calcolato di avere AstraZeneca solo sopra gli over 60, quindi se avessimo un po' di stabilità anche con una fornitura minimale potremmo quantomeno presentare ai Veneti una programmazione. Insomma, non vi nego che sto facendo fare un lavoro per dire, Luca Zaia, classe 68, tu riceverai una chiamata questo mese, vogliamo dare una certezza ai Veneti. Però tutto è legato alle forniture e dalle incertezze, anche sull'utilizzo anche dei farm delle dosi che arriveranno. È un disastro. È un disastro? No, disastro nel senso che io non do colpe a nessuno, guardate, io ho un ottimo rapporto col generale Figliuolo, devo dire che è anche disponibile, però anche lui lo vedo che quelli sono i pani dei quali ha disponibilità, cioè bisogna che il governo si decida, o meglio il Presidente del Consiglio decida di andare sul mercato, io la vedo così. Poi magari non si troverà niente, almeno abbiamo detto, l'abbiamo provata anche questa. Sono troppo pochi i vaccini, e se fossero pochi per tutti, al di là dell'aspetto sanitario che già eticamente non ci giustifica, ma se fossero pochi per tutto il mondo, ma c'è chi andrà sui mercati prima
perché poi c'è anche una ripartenza a cui dobbiamo pensare. Chi avrà condizioni di salute prima e chi arriverà dopo, secondo, terzo, quarto e ultimo. Quindi è una sfida non irrilevante questa, sia sanitaria che economica. A proposito di ripartenza, Presidente, allora si parla di ripartire. Lei ha delle indicazioni, ha delle richieste specifiche sulla ripartenza già ad aprile o a maggio, e con quali sono le categorie che pensa devono essere subito favorite nelle riaperture? Posso solo dire alcuni aspetti. Il primo, che non dobbiamo negare l'evidenza, cioè l'infezione c'è. Il secondo, che dobbiamo pensare a un progetto di convivenza. Il terzo, la gradualità e il buon senso. Il quarto, l'alleanza con i cittadini. Però da parte di molte categorie, anche sostenute anche da forze politiche, c'è la spinta per possibili riaperture anche prima. Sì, comprensibili, stiamo lavorando anche per questo, trovando un punto di equilibrio. Però ripeto, questa è una partita che è in mano al governo, noi possiamo fare linee guida, possiamo dire il teatro lo apri con queste linee guida, ma se il governo dice invece di aprire il 20 di aprile lo devi aprire il 20 di settembre, quella è un'altra sfida. C'è però previsto un incontro col governo, col CTS, che dopo dovrà vedere il CTS? Sì, in settimana penso che sì, dovrebbe, io spero, chiudere questa sfida. Considerate che oggi abbiamo 1 o 2 giorni di audizioni, diciamo, formali, definiamole così, 20 minuti al Ministro per il discorso del piano nazionale per il Recovery Fund. Dopodiché spero ci sia una riunione invece con il governo per parlare di riaperture e di linee guida. Ma non c'è ancora una data fissata? No, non è domani, perché era stata annunciata per domani. Ci sono delle riunioni anche domani, però non si chiude domani. E neanche in settimana, forse in settimana? Secondo me sì. Intanto c'è anche il tema delle ristori o sostegni, ecco, su questo lei che richieste pone, il confronto regioni-governo su questo, e il dibattito è ancora aperto? Ma guarda, io partirei dai molti imprenditori che ho incontrato, non ultimi gli esponenti di APE, della FIPE di Padova, e sono gli uomini del presidente Alaimo, pongono una questione, che aziende vere, strutturate, non hanno avuto i sostegni dovuti. Cioè, allora si dice, e secondo me è ragionevole, prendiamo come esempio aziende vere che tutti conoscono, cioè aziende che hanno storia, che sono identità, territorio, hanno avuto fatturati. Già queste non hanno preso soldi, spieghiamoci, dovete fare in modo di darci anche una spiegazione rispetto a come siano state distribuite le risorse. Io spero che con l'ultimo decreto sostegni ci siano delle migliorie rispetto a questo, però non ve lo so dire perché non è roba della regione. Le migliorie sarebbero quali secondo lei? Al di là del budget. Intanto un cambio di passo c'è stato, perché si sono abbandonati i codici Ateco, si va sul delta col fatturato, no? 2020 su 2019. Adesso c'è da capire, ma questo lo dovremo capire dalle imprese, se ci sarà entità di risorse che arrivano. Le regioni avranno un ruolo nelle richieste da fare su questo? Le regioni chiedono quotidianamente in tutte le riunioni il tema dei ristori, chiamiamoli ristori perché ormai il termine è passato, dei sostegni, degli aiuti, ecco, perché comunque molte imprese sono in difficoltà, grossa difficoltà. Pensate solo ai lavoratori della cassa integrazione che, avendo ritardi nell'erogazione, hanno dovuto vedere le imprese impegnate ad anticipare, perché giustamente i lavoratori devono vivere, no? E non è che possono aspettare 3 o 4 mesi lo stipendio che arriva con la cassa integrazione. Quindi c'è un problema di anticipazione, e c'è anche un problema, se vogliamo parlare della ristorazione, di settore che sta venendo, cioè è smantellato, perché molti lavoratori di quel mondo per necessità di vita hanno scelto altre attività. Ci sono cuochi che hanno cambiato mestiere, ci sono camerieri che hanno cambiato mestiere, cioè, perché non è che possono stare un anno a aspettare uno stipendio. Il sogno di riaprire a giugno ce l'ha ancora lei, cioè che ci siano riaperture molto più sostanziose? Io penso che con prudenza e sempre prevedendo un parere del Comitato Tecnico Scientifico, che è obbligatorio ed è giusto che sia così, penso che se si fanno gli europei di calcio l'11 giugno, prima qualcosa deve accadere in questo Paese. No, direi no, aprire l'11 giugno, prima.
Salmaso. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Se è possibile io eviterei di parlare di sanità, visto che lei ha introdotto anche altri temi. Allora, mi è appena arrivato un comunicato che riguarda la ACC, che è un'azienda che lei conosce benissimo, di Mel. So che domani lei ha un incontro con il ministro Giorgetti. Poi sappiamo anche che c'è appunto un incontro con la Regione Piemonte e che dovrete decidere il futuro di questa azienda che riguarda 315 lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, anche se il governo ha fatto alcuni emendamenti per concedere alcune agevolazioni alle società in amministrazione controllata. Ecco, qui si tratta appunto di trovare nuove risorse. Ci può anticipare qualcosa? C'è qualcosa di concreto? Sì, che posso anticiparvi che sia io che il collega Cirio abbiamo parlato in più occasioni con il Ministro Giorgetti. Il Ministro Giorgetti ha dichiarato fin da subito la disponibilità ad affrontare il dossier ACC, che è un dossier complicato. Certo. E, insomma, noi siamo stati presenti sempre in questa partita. Domani è convocato questa riunione, saremo presenti con i nostri assessori al lavoro, sia io che Cirio, quindi io ci sarò con l'assessore Donazzan. Per noi è una partita di impegno totale per salvare questa realtà. Ovviamente non prescinde dal fatto che ci deve essere il governo, e il governo giustamente dice dobbiamo vedere bene i dossier, le carte. Sono anche intervenuto con le banche per capire se ci fossero, quali problemi ci fossero, ancora un mese e mezzo fa, e il tema delle banche è stato un altro dei problemi. Adesso c'è un tema di piano industriale, giustamente i lavoratori hanno diritto ad avere un posto di lavoro, bisogna venirne fuori, cercheremo di capire domani quali saranno, diciamo, gli elementi che potrebbero essere oggetto di discussione con il Ministro Giorgetti. Noi come Regione del Veneto abbiamo dato disponibilità, sottolineo, carte alla mano che stiano in piedi, perché utilizziamo i soldi dei cittadini, della finanziaria regionale, però, di Veneto Sviluppo. Però, ripeto, domani è fondamentale questo incontro per capire. So che poi il Ministro Giorgetti, quando avrà il quadro generale, immagino farà una riunione, diciamo, con tutte le parti. Appunto, perché il progetto da far decollare sarebbe questo Italcomp, cioè la nascita di un polo nazionale del compressore, cioè che coinvolge non solo il Veneto ma anche aziende del Piemonte. Quindi insomma possiamo dire che c'è la volontà di... Se no non faremo l'incontro domani. C'è la volontà di risolvere il problema, però tutti sanno che il problema si risolve se tutte le carte riusciamo a metterle in fila, perché le carte devono essere approvate da tutti, no? Certo, sì, ma qui si tratta probabilmente di trovare risorse finanziarie adeguate Sì, ma anche un piano industriale che stia in piedi, perché se no non ce lo finanziano. Chiaro, sì, dopo quello che è stato fatto. Bene, ecco, vabbè. Se possiamo tornare un secondo sulla Pedemontana, non so se c'è la collega del giornale di Vicenza vuole fare... lascia i Vicentini e parla no, ma è una cosa, no, appunto, per la parte che invece, siccome lei ha fatto riferimento al tratto che va da Bassano a Montebelluna, quindi entriamo in territorio trevigiano, un po' casa sua ma anche casa nostra con i nostri giornali, ecco. Certo. Perfetto, allora per questo volevo sapere, il lato, come dire, invece Castelgomberto, Vicenza è abbastanza avanti, però aperture nuove poi ci dirà se ne sono previste e con quali tempi. Sono previste, però adesso noi non abbiamo un cronoprogramma, certo, perché dobbiamo anche interfacciarci con tutta una serie di opere che stiamo facendo, però secondo me è strategico pensare che il Montebellunese, che è un distretto industriale importantissimo, sia collegato definitivamente a Bassano. Cioè il viaggio Bassano-Montebelluna è un viaggio, ma anche per i trevigiani, pensate, arrivare a Montebelluna e entrare in autostrada è una roba impensabile era. Dopodiché considerate che noi quel tratto verso Treviso lo concludiamo assolutamente entro il 2021 e tutta la partita vicentina anche, tranne il vero problema di ritardo è dato dalla galleria di Malo di 6 km, ma perché? Perché ha avuto 2 sequestri, per cui giustamente ci sono stati, ci mancherebbe, ma ovviamente hanno dilatato i tempi perché abbiamo perso un sacco di mesi di lavoro, se non anni. Certo, cioè, se posso, la domanda appunto era anche io la formulo in maniera più completa. Il grande tema che si sta aprendo, almeno a livello di discussione parlamentare, è poi quello delle opere di collegamento
tra la Pedemontana e il sistema delle grandi infrastrutture venete, delle statali. Ecco, proprio in questi giorni un senatore padovano, De Poli, ha presentato alcune proposte concrete e operative proprio per intervenire, ad esempio sulla statale del Santo verso Loria, realizzare quel tratto e poi congiungerlo con la Pedemontana. C'è qualche possibilità di completare tutto l'assetto viario, secondo lei, anche in previsione delle risorse che non so, l'Europa ha detto che fondi per la viabilità non le mette, se si può allargare un po' il contesto, vediamo. Io direi che è legittimo pensare a tutte le opere funzionali a una buona mobilità nel territorio. Considerate che proprio per questo la vicepresidente De Berti con l'assessore, con l'ingegner Pellegrini, ha fatto predisporre già da un bel po' lo studio dei flussi di traffico per capire i flussi pre e post apertura. Anche qui sulla Pedemontana vorrei ricordare che di 94 km e mezzo di strada a questi si sommano 68 km e 300 metri di opere complementari già fatte, cioè node fantasie. E quindi sono quelle che hanno pesato moltissimo sul costo sul bilancio, sul piano finanziario. Poi vorrei ricordare che i caselli che abbiamo aperto, perché oggi sembra che ogni casello ha un problema, ed è giusto, ce n'è uno ogni 5,9 km. Considera che se uno va a fare una corsa a piedi sono anche forse pochi 5,9 km. Adesso chiesti dai sindaci di allora, adesso ogni casello ha un problema, la bretella, la viabilità locale. Certo. Ok, siamo presenti anche su questo, ma non è che tutto nasce a caso. Voglio ricordare che giustamente per dare un servizio al territorio c'è un casello ogni 6 km, 5,9 km, che anche questo pesa. Però sarà, diciamo che sarà sicuramente permeabile. Vedremo anche questo discorso di Padova, so che la vicepresidente lo sta affrontando, che è uno dei grandi nodi, però oggi promettere 400 milioni sul tavolo che non abbiamo per fare un'infrastruttura la vedo dura. Certo. Però insomma, mai porre limiti alla provvidenza, insomma. Ecco, l'ultima considerazione, poi la ringrazio. Visto che domani lei ha l'incontro con il ministro Giorgetti, appunto a questo ministro è stato affidato anche il compito di avviare lo sviluppo dei vaccini in Italia, su concessione ovviamente dei brevetti che arrivano dagli Stati Uniti. Lei non crede che ci voglia forse un impegno più preciso da parte del Veneto e anche poi del nostro mondo produttivo e del mondo della ricerca per superare un gap che ci vede indubbiamente condannati nel vagone di retroguardia, perché giustamente avrà anche sbagliato l'Unione Europea nella formulazione dei contratti, però i vaccini sono prodotti negli Stati Uniti d'America, che si ritengono lì generosamente e prima sono destinati alla loro popolazione. Il problema è che noi non li produciamo i vaccini, quindi questo salto di qualità, di sviluppo industriale nel campo biomedicale, cioè può decollare secondo lei, oppure ci dobbiamo rassegnare eternamente a quello che la provvidenza ci destina? Intanto ce l'avevamo servita su un piatto d'argento, no? Perché quando c'è stata la redazione del contratto europeo, lì era l'occasione per dire mettere giù le basi per una produzione e chiedere dei subcontractor a livello degli paesi europei. Quindi diciamo che hanno firmato un contratto in Europa di esclusiva senza rendersi conto che garantivano anche un'esclusiva dei siti produttivi ad altri paesi extraeuropei. Io ne ho parlato con il ministro Giorgetti, è assolutamente sul pezzo su questa roba qui. E il Veneto c'è, però considerate che poi di mezzo c'è un accordo tra privati. Ci può essere, come si può dire, l'effetto starter delle istituzioni, del governo, della regione, ma poi alla fine sono privati che devono parlarsi tra di loro. Sì, certo. Però ci sta fino in fondo questo ragionamento, ne ho già parlato. Bene. Guidone, Radio Wellness. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Tornando al problema dei vaccini, volevo farle questa domanda, al di là del caso specifico di AstraZeneca di cui si è parlato molto, volevo capire se le regioni hanno ricevuto delle indicazioni tassative precise
in merito alla possibilità di fare il richiamo del vaccino con un vaccino diverso rispetto alla prima dose, oppure se le USL hanno un margine di autonomia su questo. No, c'è proprio una circolare del Ministero fatta nottetempo che dice AstraZeneca su AstraZeneca secondo il richiamo a prescindere dall'età. E questo vale per tutti gli altri vaccini? A meno che non ci sia una persona che dice io ho fatto questo è previsto, e che poi fa parte del buon senso e della clinica. Ho avuto la prima dose di AstraZeneca, sono finito in ospedale, ho mal di testa, ho avuto una trombosi o che so, e quindi la seconda dose si evita. Ma insomma, noi non abbiamo dichiarazioni avverse così importanti. Ieri parlava del fatto che ci sono alcuni vaccini, alcune marche che sono disponibili in quantità esigue, per esempio, se non ricordo male, parlava del Moderna. Ecco, allora in un caso come questo, poniamo che un ottantenne sia stato vaccinato 2 settimane fa col Moderna e dovrebbe ricevere la seconda dose in maggio, ce l'avrà sicuramente? Ce li abbiamo messi via, proprio perché sappiamo che non arrivano. Noi abbiamo 28.000 vaccini lì, dormienti. Proprio esclusivamente per quello? Sì. Ok, grazie. Prego. Giacomuzzo, Giornale di Liceo. Buongiorno. Buongiorno. Intanto una segnalazione, parlava prima di un incontro con il governo che avrà a breve per parlare di accompagnatori. Mi permetto di ricordare la questione dei residenti AIRE, cioè di chi non solo è all'estero e il problema dei bellunesi che sono fuori, ma di quelli che sono rientrati e che non hanno un medico di base di riferimento e quindi non possono ma il vaccino col codice fiscale lo possono fare? Non entrano, avevamo già segnalato la cosa e non è, a chi l'hai segnalato? A Lanzarin, che diceva che avrebbe posto il problema a livello nazionale, per cui glielo ricordo visto che era una questione. E l'altro tema che è stato toccato ampiamente dai miei colleghi, ma le chiedo una precisazione se può. Per quanto riguarda le linee guida, il criterio delle vaccinazioni, quanto potrà incidere nella decisione delle aperture? Io spero che se valutato qualitativamente e quantitativamente venga preso seriamente, perché comunque è innegabile che il contesto epidemiologico è mutato rispetto a marzo, sto parlando sempre della prima fase, perché ci sono le vaccinazioni. Cioè, il cluster ospedaliero non c'è più, il cluster delle case di riposo non c'è più. Allora, ci avevano annunciato a casa di riposo di San Donà 40 contagiati, vaccinati. Infatti si sono negativizzati nel giro di 2 giorni, già i primi 16, forse oggi, adesso non so, non vorrei dire cretinate, forse siamo già arrivati al fatto che si è già spento questo microcluster, no? Però perché la vaccinazione funziona. E quindi potremmo dire che rispetto alle linee guida dell'anno scorso sicuramente questo è il criterio che farà la grande differenza. Non solo, perché guardate, abbiamo terapie intensive raddoppiate, abbiamo protocolli di cura che prima non avevamo, abbiamo i monoclonali, noi siamo la regione che usa più monoclonali in Italia, ma il secondo ne ha un quarto rispetto a noi. Abbiamo i vaccini, cioè non è che si può continuare con la formula che utilizzavamo nella prima fase, che era la formula dell'ignoto, no? Che non sapevamo nulla. Insomma, tant'è vero che oggi, se ci pensate, abbiamo i pazienti in ospedale della prima fase, più o meno, sono 50 in meno, e non abbiamo l'ansia di quello che accadeva al 31 marzo del 2020. Perché è cambiato un po' il mondo rispetto al Covid. Ma tutti questi cambiamenti come potrebbero essere concretizzati? Non te lo so dire. L'ultima cosa che le volevo chiedere invece riguarda la Pedemontana e la Galleria di Mare, allora che aveva accennato, ma riguarda la direzione verso Treviso, quindi una canna. L'altra che sentiamo è ancora ferma? No, ti dico guarda con esattezza, me l'ero anche segnato. Eccola qua. Della galleria rimane pertanto da ultimare lo scavo dalla parte di Castel Gomberto, ci siamo? Versante più difficile. Che è quello con la terra? Che è quello con la terra, che vi ho detto prima. Grazie. E tempi per quello no? Per tale tratta aggredita, no, vi ho detto prima, 60-80 cm al giorno, e allora mancano da scavare 790 metri lineari nella canna nord e 1190 metri nella canna sud, canna nord, canna sud.
Quindi fate 1190 Allora, per avere una previsione di tempi più 790 cioè, se si diviso 0,80 diviso 2. No. Vabbè, una previsione, io penso che noi arriveremo, adesso non voglio dire male i dati, ma penso che la galleria un annetto ce lo porti via. Al giorno sono 790 metri, quindi pare che un anno ce lo voglio dire. Beh, un anno. 70-80 centimetri. Sì, ma poi non è tutto con avanzamento così lento. Però insomma, ve l'ho sempre detto che i 6 km della galleria hanno un'altra storia. Ovvio che con l'operazione di domani si toglie tutto quello che sono i disagi, sia dal punto di vista acustico che dal punto di vista della complessità del cantiere per l'evacuazione del materiale. Se andiamo alla chiusura, ragazzi, pronti? C'era il collega di Gennaro di Venezia Today. Prego. Un istante, sempre sui temi extrasanitari. Sulla Pedemontana mi sembra di aver capito che non ci è dato sapere quale sarà il prossimo tratto ad aprire. Sì, fino a Montebelluna da Bassano Ovest sono 35 km. Ok, quello successivo? A seguire, però vi daremo i dettagli di volta in volta. Ok. Per quanto riguarda invece le crociere a Venezia, volevo capire se solo, per quanto ne sa lei, se solo MSC fino adesso ha dato questa disponibilità o se ha notizie anche da altre compagnie. A me risulta MSC. Ok, per capire praticamente se si può cominciare a fare una previsione sul settore crocieristico per l'estate o se per adesso più che altro è una cosa... Sentite, questo è un bel segnale, nel senso che chi difende l'idea che comunque la crocieristica non sia da far morire non può che vederlo come un segnale, come si può dire, positivo. Dopodiché c'è il tema di viabilità acquea che è da risolvere e spero che si risolva velocemente. Comunque per adesso è più che altro un segnale. Vabbè, 2 navi. Okay. Altro? Osto? Volevi un chiarimento, sì, Nicolussi? Sì, a noi interessava moltissimo il discorso del piano che siete pronti a lanciare per una sorta di calendarizzazione di ciascun cittadino veneto. Sì, ma veneto. mi fermo qua, non ve lo do. Cioè ognuno di noi potrebbe avere la data di quando finalmente ci vaccinate, è così? Sì, il periodo. Il periodo? Sarebbe con milioni davanti come erano i calcolatori nazionali, insomma. Sì, ma considerate la roba che se noi avessimo anche la fornitura di un vaccino al giorno messa sicuri, io vi dico quando arriverà il vostro turno. Quando tocca a me? Qua è così, montagne russe, fate un po' voi. Però stiamo facendo veramente un lavoro strepitoso sul fronte del programma. Però ci interessava. vi devo anche dire, per essere onesto, che contavo di darlo la scorsa settimana, ma qua cambiano ogni secondo. Purtroppo sì. Se si stabilizzasse un po', tranquillizzeremo mezzo mondo. Infatti. Basta ragazzi. L'ultima cosa al volo. Dunque abbiamo parlato del fatto che domani deve vedere il ministro Giorgetti. Allora, siccome per il discorso della produzione dei vaccini ci sono 4 aziende italiane pronte a produrli, tra cui la nostra Glaxo, che però dice noi siamo disponibili e lo abbiamo detto. Qua si parla addirittura di contratti con Invitalia che potrebbero sostenere anche la conversione di bioreattori eccetera. Però Glaxo mi dice noi siamo disponibili ma non abbiamo ricevuto nessun input da parte del... non lo so dire, ma non so neanche se gli altri l'hanno ricevuto. Domani è possibile magari chiedere... Ma sì, ma glielo chiedo senza nessun problema, so che il Ministro è assolutamente sul pezzo su questo, non è che va a scegliersi le aziende lui, immagino che ci sarà una specie di call dove si sentiranno quelle interessate. Ad esempio mi verrebbe da chiedere, Glaxo ha interloquito con gli uffici, ha dato la sua disponibilità? Non lo so. Sì, ha dato la sua disponibilità, però non ha più ricevuto un riscontro. Evidentemente non ha fatto nulla di nuovo da quando ha dato disponibilità. Però chiediamolo magari, perché le altre aziende hanno avuto un riscontro, le altre 3. Non lo so, lo chiederò. Ok, grazie. Prego. E con questo, grazie a tutti. No, un dettaglio tecnico. La famosa canna di Valducana, quella è la galleria di emergenza? Sì. Vedo che te studiare. Bravo. Il telefonino serve anche a quello. Una volta avevamo Bignami.
13:45, ben ritrovati di nuovo in onda con l'edizione straordinaria di Antenna 3. Allora noi andiamo avanti, avete sentito che cosa ha detto il Presidente Zaia, il punto sui vaccini, Pfizer è arrivato e la decisione anche in Italia di utilizzare, almeno insomma questa è la decisione che arriva in via precauzionale, Johnson & Johnson sulla popolazione che ha più di 60 anni, da qui la necessità di riorganizzare nuovamente la campagna vaccinale anche alla luce di questo nuovo limite. Io vi presento i nostri prossimi ospiti. Paolino Barbiero, segretario generale della SPI-CGIL. No, non sono più. Non sei più... No, sono dello SPI-CGIL ma non sono più segretario. Ho finito l'incarico del 1° di gennaio 2021. Allora mi perdoni Paolino Barbiero, ormai è di casa, quindi mi perdoni per l'errore, davvero. E ringrazio anche per essersi collegati Monica Giomo, amministratore delegato Servizi Treviso SRL, e Graziano Basso, responsabile fiscale Servizi Treviso SRL. Buongiorno, grazie per esservi collegati. Non sento l'audio, sì. Ci siete? Buongiorno. Sì, buongiorno. Ci siamo. Eccoli, allora, per raccontarvi di che cosa parleremo tra pochissimo, quindi uno sguardo sulla campagna fiscale, a brevissimo si parte con il 730, capire insomma quali sono le novità, quali sono le scadenze, e con i nostri esperti parleremo di questo. Telefonate da casa ovviamente, utilizzate il numero che vedete in sovraimpressione per intervenire. Paolino, partiamo dai vaccini, però subito un commento sulla situazione, la campagna vaccinale in questo momento, per come si sta gestendo, per questi vari cambiamenti e insomma anche tutta la categoria dei più fragili, dei pensionati, come sta vivendo queste fughe in avanti. Certo, e poi... Infatti, io volevo però fare una considerazione sulle lunghe conferenze stampa del governatore. Io penso molto sommessamente che si potrebbe evitare di fare conferenze stampa tutti i giorni, di provare a farne una a metà settimana e una il sabato, perché così si crea meno confusione, perché giustamente il governatore vuole dire tutto quello che si sta facendo, ma siccome tra quello che dice e quello che poi si organizza nel territorio ci sono delle sfasature, noi tutti i giorni siamo tempestati di telefonate di persone che dicono voglio avere questa cosa perché l'ha detta il governatore, e poi vai a vedere laddove devono fare le cose che non sono pronti per farla. Cioè, se si togliesse questa confusione, molto probabilmente si andrebbe meglio a organizzare il lavoro. Poi per quanto riguarda gli anziani, ma il sistema complessivamente di vaccinazioni per far ripartire l'economia, per ridurre l'impatto sanitario negativo che abbiamo con il Covid e per, come si dice, dare anche un po' di socialità alle persone, specialmente quelli più giovani che non vanno a scuola, che non hanno la possibilità di trovarsi e che quindi rischiamo anche, come è stato detto più volte, di avere una generazione persa da questo punto di vista, bisogna partire da 4 dati che sono inconfutabili. In regione Veneto 12.000 morti, ok? 12.000. Più di 10.000 hanno oltre i 65 anni. Quindi, se bisogna tentare di salvare vite umane, bisogna prima di tutto vaccinare gli ultra 65 anni. Non ci piove sopra. Dopodiché tutti gli altri, mi pare che il generale Figliolo abbia stabilito questa griglia, si rispetti questa griglia. Poi c'è una variabile che non sappiamo quante cartucce, quindi quante fiale arrivano, in che tempi arrivano, perché delle volte arrivano e ci spiegano che non vanno bene. Prima di arrivare le bloccano, come hanno fatto con Johnson & Johnson, quindi dobbiamo sapere che c'è questa variabile ed è inutile fare fughe in avanti e accontentare tutti quelli che lo vogliono, perché chi non lo vorrebbe il vaccino? Però a questo punto, se uno di 40 anni è meno a rischio di uno di 65, che magari può essere il padre o il nonno, è bene che aspetti, che prenda le precauzioni che deve prendere, che vada a lavorare e ci siano i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa. E anche per quanto riguarda quelli che lavorano c'è uno schema che è stato stabilito con un accordo che i sindacati a livello confederale hanno fatto col governo l'altro ieri. Quindi è chiaro che gli ultra ottantenni vanno finiti e poi si prendono le fasce che arrivano fino a 60. Primo perché evitiamo morti, ma se viene quasi il dubbio, perché dai dati che stiamo raccogliendo, se pensiamo a queste 10.000 persone morte che erano tutte pensionate, ci sono meno pensioni che escono. Se prendiamo queste 10.000 persone che erano tutte che avevano malattie croniche, hanno
non andranno più nei poliambulatori e negli ospedali per farsi curare. Quindi da una parte si racconta quello che si sta spendendo in più, ma dall'altra parte bisognerebbe raccontare anche quello che non viene speso per effetto di questa situazione drammatica. E siccome appunto a 65-70 anni ci arrivano tutti, bisognerebbe che anche quelli più giovani avessero la consapevolezza di salvaguardare quelli che hanno costruito questo paese. Adesso torniamo su questo, perché abbiamo già una telefonata. Vediamo di capire se è a tema vaccini oppure se entriamo già dentro nel vivo della nuova campagna fiscale. Pronto? Sì, pronto? Sì, pronto, buongiorno, prego. Sì, buongiorno, Grassetto, chiamo da Monselice. Senta, io chiamavo appunto per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi del 730. Proprio stamattina io sono stata ad un CAF per fare il 730 e non ho potuto eseguirlo perché sul CUD di mio marito, nella prima pagina dove c'è scritto primo semestre e secondo semestre, invece mi hanno detto, invece di essere scritto 181 è scritto 182 e volevo chiedere come mai non ho potuto a farla, perché poi il consulente mi ha detto che a loro e l'ufficio entrate hanno scaricato questa cosa, insomma. Sì, noi giriamo direttamente la sua domanda. Monica Giomo, ha sentito bene che cosa ha chiesto la telespettatrice? Sì, vedo Graziano che annuisce, quindi magari Graziano, prego. Lascio la parola a Graziano, poi torniamo sul... Allora, la signora si stava riferendo 99 su 100 a quello che era il discorso dell'applicazione dell'ex bonus Renzi e del praticamente trattamento integrativo. Quando si rientra a far parte di quella parte della CU di cui stava parlando la signora era questo. Praticamente nel corso del 2020, per fare un attimo il sunto della cosa, nel corso del 2020 era in vigore fino al 30 di giugno del 2020 il bonus Renzi, per cui di lì i giorni che vengono contestati dal CAF. Teniamo anche presente che il primo semestre del 2020 contava un giorno in più rispetto alla normalità perché era un anno bisestile, per cui da lì 182 giorni. Poi nel secondo semestre, dall'1/7 al 31/12, è entrato in vigore il trattamento integrativo, che è la nuova misura per la riduzione del cuneo fiscale. Molto probabilmente il CAF, che ha preso in considerazione quella dichiarazione e quella CU soprattutto, ha visto l'anomalia nella trascrizione di 182 giorni nel primo periodo, perché fiscalmente, seppur l'anno è bisestile, seppur l'anno sia bisestile, andrebbe considerato sempre da 365 giorni. Però, viva Dio, si potrebbe capire e adeguare la cosa in sede di inserimento all'interno della dichiarazione dei redditi. È vero che la CU è certificativa, ma essendoci l'anomalia temporale dell'anno 2020 che era semestrale, si potrebbe anche sistemare la cosa. È una mera errore di trascrizione. Come consiglia allora Graziano, la nostra telespettatrice, di muoversi? La cosa normale sarebbe di rivolgersi nuovamente alla persona, oppure a consigliare alla persona di attendere che venga messo a disposizione il flusso inviato dall'Agenzia delle Entrate al CAF di competenza e successivamente verificare cosa è stato trasmesso dall'azienda, in questo caso, che ha erogato la CU. Qualora ci fossero problemi, là poi si potrebbe capire dov'è la natura e la matrice della cosa. Ma al momento, siccome fino al 10 di maggio l'Agenzia delle Entrate non ha ancora messo e non metterà a disposizione il flusso della precompilata, bisogna capire lo step successivo qual è stato, per cui è da fare questo tipo di verifica. Si può temporeggiare un attimo, al massimo fino alla metà di maggio, dopodiché se non trova riscontro può anche cercare di avviarsi. Perché non sarà un caso singolo. Quindi potrebbe essere presto. No, è un po' presto, perché bisogna avere il riscontro di quello che poi è l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, perché come tutti noi sappiamo ormai siamo calendarizzati dalla precompilata, perché tutto ciò che compiamo nel corso del 2020 è stato poi inviato all'Agenzia delle Entrate entro il 16 di marzo
e conseguentemente è tutto a disposizione per poter fare gli opportuni controlli. Io consiglierei di attendere quello che è il riscontro del flusso e dopo agire di conseguenza, insomma. Quindi lei ha dato la data, che è quella del 10 di maggio. Monica Giomo, voi vi state preparando, come siete organizzati, come funzionerà per fissare l'appuntamento? Diamo qualche istruzione per l'uso. Sì, allora noi di fatto siamo ai blocchi di partenza. Da lunedì le nostre sedi sono operative per appunto la compilazione della dichiarazione 730. Come preannunciava Graziano, chiaramente noi avviamo comunque la nostra attività consapevoli del fatto che l'Agenzia Entrate metterà in linea i dati della precompilata a partire da metà maggio. Quindi come sempre noi ricordiamo che l'attività dell'operatore del CAF è quella di dare la massima assistenza a chi si rivolge ai nostri sportelli, che porterà con sé al giorno dell'appuntamento tutta la documentazione, quindi redditi e spese che ha sostenuto nel corso dell'anno 2020, e sarà nostra cura poi, una volta che l'agenzia metterà in linea i dati della precompilata, andare a controllare se tutti i dati che abbiamo inserito in queste prime dichiarazioni sono diciamo allineati rispetto ai dati contenuti nel flusso, o se c'è qualcosa eventualmente da andare ad integrare, eventualmente correggere. Quindi sarà nostra cura naturalmente informare il cittadino. Noi partiamo naturalmente con un'attività programmata su appuntamento, a maggior ragione quest'anno, date anche le condizioni epidemiologiche dovute al Covid, tutto è su appuntamento con la massima sicurezza, nel massimo rispetto delle norme di igiene chiaramente appunto e di sicurezza. Quindi coloro i quali si sono già rivolti a noi l'anno passato stanno ricevendo da ieri di fatto e anche durante la prossima settimana un messaggio che quindi non disturba se uno sta lavorando, avrà indicato il giorno, ora e luogo dove rivolgersi per fare la dichiarazione dei redditi. Se naturalmente ha necessità di spostare quell'appuntamento lo può fare contattandoci oppure inviando una mail, poi eventualmente do anche i riferimenti, il 4091 0422 il numero di telefono. Monica, un attimo, lo diamo tra pochissimo perché c'è una telefonata, la prendiamo prima di andare in pubblicità. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Salve carissimi. Prego. Buongiorno. Gian Pietro dalla provincia di Padova. Una domanda molto semplice. Un trattamento osteopatico redatto su regolare fattura esente IVA è detraibile? Rispondo io. Graziano, prego. Allora, bisogna vedere se l'osteopata innanzitutto è anche medico per poterlo portare in detrazione, perché la figura dell'osteopata non è riconosciuta ancora in Italia come una figura medica, per cui se si ha la combinazione che è un medico e sia anche osteopata, in questo caso è possibile portarlo in detrazione. Poi l'esenzione IVA che lei menziona non è risolutiva, perché bisogna tenere sempre presente che l'esenzione IVA o una non obbligatorietà di assoggettare l'IVA la prestazione può essere anche dettata da un mero requisito fiscale del soggetto che emette la fattura, ovvero se rientra nei regimi dei minimi o dei requisiti per cui non è prevista l'emissione della fattura con l'iscrizione dell'IVA. Non è un'esenzione sanitaria, non ha la valenza di sanità in quel caso. Chiarissimo. Per cui è molto importante che questo non sia un equivoco anche nei confronti delle persone. Bisogna verificare che nell'intestazione della fattura sia scritto almeno medico chirurgo o una figura professionale che è scritta dall'apposito decreto ministeriale, per cui può essere un infermiere, può essere quelle figure che è riconosciute da questo decreto ministeriale, però deve essere una figura sanitaria che lo fa, oppure all'interno di una struttura pubblica riconosciuta
nel quale ci sia un direttore sanitario, nella quale poi ci sia il riconoscimento comunque della professionalità svolta. Infatti, come gli osteopati, posturologi, kinesiologi, massofisioterapisti, c'è tutta quella lista, no, di professionisti che appunto non sempre sono anche medici. Andiamo in pubblicità, grazie Graziano, è stato chiarissimo. Meteo, pubblicità e poi di nuovo qui per parlare ancora con Paolino Barbiero, il punto sui vaccini e tante considerazioni anche sul lavoro e la campagna fiscale. Tra poco. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poncico di Zoppola e Sandona di Piave. Bentrovati al meteo. Il fronte perturbato lascia il nostro territorio, avanza temporaneamente l'alta pressione, dunque bel tempo al nord-est. Il dettaglio di mercoledì 14 aprile. Sul Veneto tempo asciutto e stabile, qualche foschia o nebbia al mattino sulle zone di pianura, ampio soleggiamento un po' su tutti i settori con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Tra il pomeriggio e la sera nuvolosità e possibili piovaschi sulle zone prealpine e pedemontane. Temperature in calo di notte, minime comprese tra -2 e 4 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà per lo più tranquilla, con tanto sole e cielo sereno o velato. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui migliora il tempo, sarà infatti asciutto e soleggiato ovunque. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 12-13 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poncico di Zoppola e Sandona di Piave. Eccoci, ben ritrovati. Doppio binario, ne stiamo parlando con la CGIL, da un lato Paolino Barbiero, poi dall'altro in collegamento i nostri fiscalisti responsabili del servizio fiscale della CGIL per parlare della nuova campagna vaccinale che a breve ripartirà. Il precompilato sarà disponibile dal 10 di maggio. Fiscale, ho detto vaccinale perché stiamo parlando anche di vaccini. Di venire da noi che li facciamo il vaccino. No, attenzione, i vaccini si fanno da un'altra parte. Paolino Barbiero, un altro grandissimo tema. Ieri abbiamo dato l'annuncio dell'investimento di Amazon sul territorio in Veneto, di una forma di rigenerazione urbana che è stata salutata con favore dai primi cittadini, ma insomma poi c'è tutta la partita della tutela del lavoro, ma la tutela anche dell'ambiente. Io so che lei sta lavorando anche a questo, è il grande tema della rigenerazione urbana. Sì, la CGIL ha costituito un coordinamento proprio che si chiama Nuova Rigenerazione e che fa parte di un'associazione a livello nazionale dove stiamo su tutti i territori lavorando per portare idee e proposte sulla rigenerazione, partendo dal presupposto che la rigenerazione non si fa per fare profitti, ma si fa anche per fare profitti, ma che i profitti servano per dare una risposta a tutta la comunità e ai cambiamenti che ci sono stati nelle comunità. Allora, su Amazon bisogna che le carte vengano messe sul tavolo in maniera chiara, perché parlano di un insediamento Amazon a Roncade, parlano di un altro insediamento Amazon a Treviso, vicino al mercato ortofrutticolo. Mi viene in mente che l'unica l'area libera là è l'ex Scardellato, perché appunto l'ho seguita per tanti anni quella fabbrica finché ha fallito. Poi ce n'è un altro a Riese, poi c'è qualcun altro che va a come si dice, Casale sul Sile. Allora qui credo, e noi lo stiamo chiedendo ai sindaci, che i sindaci dovrebbero triangolare quel tavolo, perché dove arriva questa multinazionale arriva il lavoro. Il lavoro è il nostro mestiere rappresentarlo, poi se lo facciamo male dobbiamo fare in modo di farlo meglio, ma è il nostro mestiere e abbiamo una serie di conoscenze che possono essere anche utili ai sindaci per far sì che questi siti vengano non solo costruiti nel modo migliore, ma rendino anche vivibile l'attività che si fa dentro e tutto il contesto urbano e non che guardino il singolo comune.
Anche perché se è vero che si sposta tutto sul commercio elettronico, bisogna capire quali sono i profitti che poi devono restare nel territorio, perché io non posso leggere sui giornali che Amazon è il più ricco al mondo, ok? E poi sto qui a discutere se gli deve dare 50 centesimi in meno del contratto. E questo è un tema ok, benissimo, certo. Quindi ci vogliono regole chiare sul contratto, ma anche chi mette a disposizione il terreno non può pensare che questi facciano profitti imponenti in pochi anni e pagano solo gli oneri di urbanizzazione. Faccio un esempio, lo abbiamo detto anche il sindaco di Roncade: se si fa un grande capannone a Roncade bisogna capire anche l'impatto sul territorio, sulla strada, sui comuni limitrofi e per esempio fare un impianto fotovoltaico che serve non solo il capannone, ma con quell'impianto fotovoltaico si possono tirare via anche 100, 200, 300 caldaie, perché così si abbatte il CO2, cioè bisogna restituire qualcosa alla comunità, ma potremo andarne avanti perché è una cosa che telefonata appunto, Barbiero, anche perché poi ne parleremo anche nelle prossime puntate in modo dedicato. Dal tema rigenerazione al tema bonus 110 a quello delle detrazioni, torniamo sulla campagna fiscale. Pronto? 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 Sì, buongiorno, prego. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno signor Barbiero, genovese da Volpago del Montello, genovese Iginio. Volevo fare una domanda per quanto che riguarda, perché ho sentito diversi pensionati come me che ci trovano 4-5 euro in meno sulla pensione rispetto dell'anno scorso. Come mai i 4-5 euro in meno? Perché alla fine anno sono 50 euro. No, allora, calcolato così hai ragione, però sono uscite le comunicazioni che chiaramente non sono arrivate a tutti, ma da quest'anno l'INPS ha cambiato il sistema di calcolo per non fare i conguagli a fine anno. Quindi siccome a fine anno o la 13ª o il mese di dicembre era sempre più basso perché si faceva il conguaglio, adesso hanno fatto un'operazione in cui spalmano tutto sui 12 mesi. Quindi questi 4-5 euro, 6 o 7 a seconda della singola pensione, non sono altro che l'effetto della combinazione di quello che avrebbero dovuto fare a conguaglio di fine anno. Poi nei primi mesi dell'anno molto spesso capitano che qualcuno si trova con meno di pensione e quindi 20 secondi per spiegare le tre casistiche. Se uno è andato in pensione l'anno scorso, il primo anno quando uno va in pensione non paga l'addizionale IRPEF e quindi la vede l'anno dopo. È chiaro, se l'addizionale IRPEF è 0,30 sono pochi spiccioli, se è 0,80 come in molti comuni cominciano a essere 10, 12, 15 euro al mese in meno. Dopo, questo è il primo effetto. Il secondo è quando l'INPS deve elaborare il Q. Nell'elaborazione del Q magari ci sono dei conguagli da fare, quindi i conguagli li fa i primi mesi dell'anno. Il dramma qual è? Che l'INPS ormai da un po' di anni non manda più tutta la documentazione cartacea a casa, come non la manda a quelli che devono fare RED o l'ICRIC, cioè tutte quelle carte che servono per mantenere le pensioni aggiuntive. Poi magari Graziano e Monica su questo sono più afferrati, ma il concetto è questo. Allora, io credo che, ti ringrazio per aver chiamato, che quando avete queste perplessità ci chiamate allo Spino, siamo pronti a dare una risposta e nel frattempo potremo anche, come stiamo facendo da molto tempo, fissare degli appuntamenti per fare dei controlli sulle pensioni, perché un conto sono queste cose che vanno spiegate per come è cambiato il sistema di calcolo. L'altro conto è che ci sono normative che delle volte prevedono il fatto che la pensione venga rimodulata verso l'alto, ma deve essere fatta la domanda della persona, non lo fa in automatico. Per far questo la persona non ha né gli strumenti né le conoscenze per capire se ci sono questi correttivi. Bisogna saperle, noi sì, no? E siamo qui per questo, in particolar modo per gli iscritti. Allora, rigenerazione, è stato l'anno anche delle ristrutturazioni, come è stato l'anno dei bonus. Graziano, torniamo al 7,30. Tutte le spese fatte sulla casa, nelle varie ristrutturazioni fatte, che cosa si può detrarre? Beh, allora, per quanto riguarda le spese sulla casa c'è tutto il comparto delle ristrutturazioni, per cui ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, poi risanamento conservativo, è un ampio raggio, sono interventi ad ampio raggio. Poi si sono aggiunte anche le nuove detrazioni anche relative al bonus facciate, che è una buona detrazione perché si aggira al 90%, è pari al 90% del costo sostenuto.
per cui una bella detrazione che comporta un buon rimborso, e questa ha come particolarità che per esempio non ha limiti di spesa. L'unico limite che ha è che magari non può essere applicata su tutte e 4 le facciate della casa qualora una delle facciate della casa non sia visibile dalla strada o sia parzialmente visibile dalla strada, ma queste sono delle cose che vengono aggiustate in sede di dichiarazione e si vedono dalla documentazione che viene predisposta poi dai tecnici. Oltre a questo c'è tutto il mondo appunto degli ecobonus, di cui stavate parlando anche prima, per cui tutto quello che riguarda l'efficientamento energetico, la sostituzione delle caldaie, l'installazione dei pannelli fotovoltaici per quanto riguarda la produzione dell'energia elettrica, l'installamento dei pannelli solari che per quanto riguarda la produzione dell'acqua calda termosanitaria, per l'utilizzo in combinato con le caldaie, per cui con un minore utilizzo impatto ecologico. Poi c'è tutto quello che è la domotica, che permette di ottimizzare tutti gli interventi ecologici, gli interventi ecologici sulla casa, per cui ci permette di scollegare gli apparecchi di casa semplicemente con l'utilizzo di un telefonino al fine di migliorare l'efficientamento energetico, oppure di fare della vigilanza qualora ci fossero delle disfunzioni nei nostri apparati. Che anche la domotica è il futuro. Ma Graziano, come funziona il meccanismo della cessione del credito? Allora, il meccanismo della cessione del credito è un meccanismo per il quale praticamente il contribuente sostiene la spesa, naturalmente, si accorda con un ente che acquista poi la detrazione, e praticamente nel giro di breve la spesa viene refusa. Oppure se per caso c'è una buona organizzazione alla base, il contribuente può anche non sostenere la spesa, perché interviene colui che la finanziaria o la banca che andrà poi ad acquisire la detrazione, ovvero lo sconto, per cui gli fa un prestito ponte che gli copre la parte relativa alla detrazione, per cui il contribuente può trovarsi anche in questo caso a non dover sostenere alcuna spesa o molte meno spese rispetto a quello che era l'ordinaria prassi per cui si indicava in dichiarazione. Poi c'è l'altra cosa che è molto allettante, che è lo sconto in fattura. Lo sconto in fattura è l'altra formula di recupero della detrazione, per cui Graziano fa un intervento pari a 100.000 euro, avrebbe diritto a una detrazione di 110.000 euro, perché supponiamo sia un super bonus, però Graziano può usufruire fino a 100.000 euro, per cui non spende nulla, non deve pagare nulla, e l'ulteriore gap, praticamente la parte aggiuntiva, invece viene acquisita da colui che acquisisce, cioè che mette a disposizione questa formula di sconto, per cui, ovvero il fornitore dei servizi o l'impresa. Però questo è uno scotto buono anche da pagare, perché se entriamo nel campo del super bonus gli importi sono anche molto, molto elevati. Se già avevamo tante volte problemi con le normali ristrutturazioni, con la detrazione del 50%, ad avere la capienza necessaria delle tasse pagate nell'anno per potersi godere appieno la detrazione, con il super bonus la cessione o lo sconto in fattura ci permette di goderlo lo stesso anche in caso di incapienza, per cui mette al riparo tutti quei soggetti che prima in un certo senso non erano tutelati dal punto di vista economico, finanziario, fiscale, ecco, per dare l'intero giro della cosa, per cui potevo avere la persona, il pensionato con la minima o il disoccupato che aveva un reddito minimo, non aveva delle ritenute su cui far valere le detrazioni, perdeva la detrazione in toto, mentre qui se la può vedere magari pagando un piccolo scotto che è la commissione che è necessaria o la rinuncia del 10% nel caso del super bonus, però la detrazione ce l'ha subito, realizza subito, sì, è riconosciuta. Telefonata, un attimo, prendiamo la telefonata, vediamo qual è la domanda che vogliono porci. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo chiedere, siccome che ha una pensione italiana che ho pagato che tiro 500 euro e in più ho una pensione dell'estero, ogni anno devo pagare 3.000, l'anno scorso ho pagato 3.500 euro di tasse, è possibile? Allora, che deva pagare le tasse, sì, che poi siano 3.500 bisogna vedere. Eppure
Ho pagato 3.500 euro. Quindi lei dice si fa una verifica come aveva detto prima, no? Che chiami gli uffici. Sì, però siccome che dipende anche quant'è l'altra pensione. Forse mi è arrivata una lettera che dovevano tirarmi giù 1.100 e tanti euro, non so perché, per l'IRPEF. Adesso l'altro giorno mi è arrivata una lettera che mi tirano giù 195 euro. Non so, è stato in debito. Allora, perché la cosa dell'estero, non so perché non ho... Risponde Graziano. Sì, allora signora, siccome qua entriamo in più campi, come diceva prima Paolino Barbiero, abbiamo una parte che è dichiarazione dei redditi. A sto punto mi viene da pensare, siccome è un soggetto anche obbligato a presentare un RED perché è titolare di pensione estera, certo, l'indebito di 195 euro viene fuori dal RED. Le dico, vada al CAF il nostro CAF più vicino, con le ultime dichiarazioni dei redditi, le facciamo un controllo della sua posizione fiscale e della posizione del RED, per cui se dovesse essere stato commesso un errore si può mettere a posto quella che è la posizione sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista reddituale, perché eventualmente si fa una ricostituzione tramite il patronato, oppure le diamo la spiegazione tangibile vedendo la sua posizione fiscale, perché anche per un fatto di privacy non le faccio altre domande, per cui è il caso che si rivolga a noi, fissa un appuntamento e la vediamo a tavolino. Sì, insomma... Signora deve contattarli per guardarle nello... Dalla CCL, dall'UIL, perché ne sono tante qua, l'ACRI, a chi devo andare? Servizi Treviso SRL, di dov'è lei, CGL, signora, dov'è lei? Di Cappella Maggiore. Cappella Maggiore, va al CAF di Vittorio Veneto, che è in via... Basta che mi dica il nome. Adesso glielo troviamo subito. CAF CGL di Vittorio Veneto. Sì, va bene. Va bene. Aspetti signora che la aiutiamo immediatamente. CAF CGL la via dov'è? Vittorio Veneto, via Virgilio 48. Via Virgilio 48. Va bene. Via Virgilio 48, lei vada lì e così insomma il suo caso verrà Quando è in strada vede il cartello grande con scritto CAF CGL. Devo andare in pubblicità, grazie per averci chiamato. Grazie, buongiorno. Tra pochissimo di nuovo con tutte le informazioni. Eccoci, ripartiamo, stiamo parlando di campagna fiscale, abbiamo aperto varie parentesi legate alle pensioni, al mondo del lavoro, alla rigenerazione del territorio con nuovi posti di lavoro, anche alla luce insomma, della notizia che Amazon verrà ad investire in Veneto, ma il focus della puntata è anche la nuova campagna fiscale con l'arrivo del precompilato al 10 di maggio, gli uffici che insomma, stanno caricando le pile per ripartire con gli appuntamenti. Monica, andrei da te con la novità di fatto in arrivo, cioè lo stop alle detrazioni tracciabili. Vogliamo un po' chiarire di che cosa si tratta? Sì, diciamo innanzitutto che è un titolone che abbiamo letto sui quotidiani, sì. E però attenzione prima di darla per vinta, nel senso che dobbiamo attendere chiaramente la pubblicazione ufficiale o sul DEF oppure sul decreto sostegni bis che chiaramente insomma andrà in pubblicazione. Allora di fatto noi già dal 2020 abbiamo cominciato a dare un'allerta ai cittadini dicendo già era gennaio-febbraio, attenzione, non è più possibile pagare le spese per le quali posso godere della detrazione del 19% attraverso la dichiarazione dei redditi, che può essere 730 piuttosto che modello redditi persone fisiche, se non pago con un mezzo tracciato. Quindi basta il contante, mi raccomando, usiamo il bancomat, la carta di credito piuttosto che il bonifico, quindi non più usare contante. Allora, siccome chiaramente come tutte le novità la cosa è stata pubblicizzata chiaramente a inizio 2020, però poi da quando si è cominciato effettivamente a mettere da parte e a conservare lo scontrino del bancomat, a sostenere comunque le spese che si era soliti sostenere, soprattutto le spese per i figli, veterinario, le spese sanitarie bene o male noi sappiamo che hanno una metodologia particolare, uno va in farmacia alla tesserina sanitaria, passa e quella sappiamo che se anche pagata in contanti proprio perché transita attraverso il sistema sanitario, quella viaggia tranquilla, ma se vado a sostenere una spesa chiaramente in privato e la pago in contanti, lì c'era attenzione, quella non me la posso più
portare in detrazione. Siccome noi siamo alle porte di un avvio appunto di una campagna fiscale e la nostra prima preoccupazione è dire, quando mi arriva la persona, sarebbe molto spiacevole, guardando tutte le spese che ha sostenuto nel corso del 2020, a cominciare a dirgli: guardi, questa siccome la pagate in contanti e noi al mezzo tracciato non gliela possiamo portare in detrazione. Allora la consulta in vista giustamente di un avvio di questa campagna fiscale, la consulta nazionale dei CAF si è interfacciata col Ministero dell'Economia e ha pensato giustamente di fare un'azione insomma buona per tutti i cittadini, dicendo: attenzione, forse è opportuno per l'anno 2020 andare in deroga e quindi accettare in sede di dichiarazione dei redditi tutte le spese seppur sostenute in contanti e non solo con i mezzi tracciati, e partire eventualmente con l'anno 2021, proprio perché tutti adesso abbiamo l'abitudine, la consuetudine giustamente di pagare con il bancomat. Quindi sostanzialmente stop alle detrazioni tracciabili, si vuol dire questo in sede di dichiarazione, anche se dobbiamo attendere chiaramente l'ok e la cosa scritta sul lo stop non vale per il 2021, questo è il senso. Possiamo. Esattamente Paolino, esatto, cioè nel 2021 bisogna pagare con mezzo tracciato. E ricordiamolo questo, perché altrimenti giustamente poi è un peccato. No, assolutamente no, più che altro perché poi le persone giustamente si possono arrabbiare quando l'operatore gli dice: guardi, la domanda classica che si sentiranno tutte le persone quando si trovano di fronte a un operatore CAF CGIL è: questa spesa, a parte appurare l'informazione sul documento, quindi sulla fattura, perché se tutti insomma guardiamo i documenti di spesa, quando ci chiedono come paga, a carta, col bancomat, in contanti, quell'informazione viene riportata sul documento di spesa, quindi anche noi dovremo verificare naturalmente questo il mezzo con cui si è sostenuto quella spesa. C'è una telefonata, Monica, mi perdoni, prendiamo subito la telefonata. Pronto? Sì, pronto, sono Muraro Elfio, buongiorno da Verona. Buongiorno. Senta, volevo chiedere al signor Barbiero, con la moglie che sta lavorando ancora a 75 anni compiuti, volevo sentire un'informazione se quanti anni deve ancora lavorare. A 19 anni di lavoro adesso. 19 anni di contributi? Sì. E ha quanti anni? 75. 75 compiuti. Ma i 15 anni di lavoro, perché non aveva mai lavorato prima quando era giovane? Perché bisogna vedere... Sì, aveva accumulato 7-8 anni poi per problemi di figli, una storia e l'altra, e poi è riniziato a lavorare dopo i 50 anni, diciamo. Beh, allora così è più chiaro. 20 anni, un altro anno. Un altro anno? Un altro anno, fai 20 anni e ha diritto al calcolo della pensione in base ai contributi versati. E se i contributi versati danno una pensione inferiore ai 500 euro, c'è l'integrazione al minimo che la porta a 516. Ho capito. Sono tanti casi, ormai immagino, ha fatto no? 75 e farà 76. Però sono tanti i casi di persone che hanno ripreso a lavorare, no? Dopo i 50 anni. Sì, che hanno ripreso a lavorare, situazioni di persone che si trovano a 75 anni e ancora a lavorare, sono casi un po' specifici, perché normalmente, siccome la pensione di vecchiaia è a 67 anni con 20 anni di contributi se maturati dopo il 1992, mentre 15 se maturati prima, in molti casi c'erano persone che avevano fatto 15, cioè 12, 13, 14 anni e magari hanno aperto un pagamento di contributi volontari e pagando i 2 anni di contributi volontari hanno mantenuto il diritto di 15 anni per accedere alla pensione di vecchiaia. Altri invece che non hanno fatto magari sono rientrati e fanno quei 5-6 anni che gli manca per andare a 20, oppure possono pagare i contributi per arrivare a 20. In questo caso la signora, da quello che ho capito, ha lavorato pochi anni e poi ha cominciato molto tardi e avrà cominciato credo a 60 anni e passa a lavorare. Un altro anno. Comunque un altro anno deve resistere. Va bene, ti ringrazio altamente, buona giornata. Grazie. Buona giornata anche a lei. Allora tra pochissimo andiamo in onda lo spot ministeriale, poi torniamo su 7.30, ma anche modello redditi, perché ovviamente si può mandare contemporaneamente anche questo, e poi ISE e il famoso assegno unico. Cercheremo di capire che cosa cambia davvero, quindi pubblicità e poi torniamo su questo. Tutti i casi particolari.
Eccoci, ripartiamo con Paolino Barbiero. Stavamo parlando dietro le quinte di case di riposo, no? Perché mancano di fatto le impegnative, però le offerte sul territorio di residenze per anziani si potrebbero moltiplicare. Case di riposo sulle quali il coronavirus, quello che noi stiamo vivendo, ha acceso sicuramente un riflettore. Allora, ti ringrazio per la domanda, perché proprio in questi giorni sono usciti 2 titoli dei giornali. Da una parte Benetton con l'ex caserma della Finanza, dall'altra parte la Regione con l'asta dell'ex consorzio di Treviso, dall'altra parte la conferenza dei sindaci che dice abbiamo richieste per altri 1000 posti letto nelle case di riposo. Ora, noi crediamo che intanto devono essere aumentate le aspettative. Le impegnative, perché ci sono 5.000 posti letto nelle case di riposo, solo che 4.000 hanno le impegnative della Regione e 1.000 si devono pagare la retta piena. Se ne faccio altre 1.000 senza aumentare le impegnative, crea una disparità tra anziani di serie A e di serie B, e in più i comuni poi devono coprire le quote di quelle persone che non ce la fanno. Dall'altra parte vogliono fare rigenerazioni di immobili pubblici per, come ho letto sui giornali, gli anziani ricchi, i silver ricchi, magari facendo venire a svernare i tedeschi qui. Io dico che prima di far svernare i tedeschi qui bisogna darle a casa ai trevigiani, lo dico io perché è ora di finirla, perché delle volte fanno degli slogan e poi non sono conseguenti. E se voglio riorganizzare la città e i paesi lo devo fare pensando che c'è chi è ricco, chi non ha la fortuna di esserlo, chi è povero, e quindi devo tenere insieme tutto. Questa è l'idea che noi come coordinamento di rigenerazione urbane presenteremo, e lo presenteremo con progetti di fatto che stiamo già preparando, anche con gruppi di architetti che si sono messi a disposizione a lavorare gratuitamente, perché molto spesso quando ci sono i bandi sia regionali, sia italiani, sia europei, manca sempre il progetto. Allora qui bisogna avere una capacità di avere progetti di anticipo, che se poi quei progetti sono costruiti quasi completamente, alla fine nel momento in cui c'è il bando decidi di adeguarlo e adattarlo al bando e sei in grado di coglierlo. Purtroppo stiamo notando che non c'è idea di fare rete, non c'è capacità, non c'è volontà. Lo dico anche perché in questi giorni sto guardando con attenzione quello che sta succedendo sull'IPA Terre Alte, che è l'intesa programmatica d'area di tutti i 30 comuni, dove tra l'altro c'è anche l'UNESCO, la fondazione dell'UNESCO, sono là a litigare, come sto dicendo a mo' di battuta. C'è la guerra dei rose su chi comanda il consorzio e non sono capaci di mettere a valore quei soldi che gli vengono fuori con il prosecco e tutto quello che ne consegue, tra l'altro pagando redditi domenicali molto bassi. Credo che ci voglia un salto di qualità e noi come sindacato li stimoleremo anche protestando, ma dentro una logica dove ci sia una visione d'insieme che guardi oltre. Barbiero, so che lei ci deve lasciare, prendiamo la telefonata giusto per capire se la domanda... vicino a Riese, a un comune là vicino, per sentire cosa succede, ecco. A Loria precisamente. A Loria. Allora, prendiamo la telefonata, se poi eventualmente allora ci salutiamo. Grazie, sì. Paolino Barbiero. Pronto? Buongiorno. Sì, prego. Buongiorno, sono Campigotto Innocente, chiamavo solo per un'informazione, perché io sono 4 anni che sono invalido. Mi è arrivata la lettera che sono invalido al 100% e dovevo prendere gli arretrati al mese di marzo, però io fino adesso non ho visto niente, diciamo. Quando ho presentato la domanda? Quando ho presentato la domanda? Io l'ho presentata 2 anni e mezzo fa. A Cipicchia. Mi è già è stata accolta la domanda che sono invalido al 100% e anche con quanto devo prendere, insomma. Con chi l'ha presentata, se posso permettermi? Con la CGIL. Di dov'è lei? Sono di Feltre, scusi. Feltre? Sì, sono di Feltre. Feltre Belluno, vabbè, comunque non importa, perché il direttore dell'Inps di Treviso è anche direttore dell'Inps di Belluno, esatto. Quindi se lascia il nome e cognome e il numero di telefono, io sento direttamente l'Inps e vedo di capire dove è rimasta incagliata la sua pratica. Esatto. Va bene, allora lasci in regia nome e cognome, numero di telefono, se riesci anche a darmi il codice fiscale, così facciamo presto a capire cosa sta succedendo nella sua pratica. Il codice fiscale, un attimo solo, riesco a darvi... Ma lo lasci in redazione che poi me lo mandano. Viene diffuso a tutti i telespettatori, no. Non è questa l'intenzione. Eventualmente richiama e parla direttamente con la regia. Comunque sì, verrà poi nei prossimi giorni mi farò sentire io. Che si è incagliata.
Grazie di averci chiamato, grazie Paolino Barbiero per essere stato con noi. Allora buona continuazione per la sua giornata, grazie. che insomma pare essere piuttosto piena. Campagna fiscale, abbiamo parlato di case di riposo, di pensionati, parliamo di figli, di famiglie. Graziano, un passaggio sulle detrazioni per i figli nel 7.30, poi direi Monica parliamo un po' di ISE e di assegno unico. Bene, come sappiamo ci sono tante spese che dobbiamo sostenere nel corso dell'anno per i figli e la prima di tutte è quella le spese per l'istruzione, sono le spese per l'istruzione che vanno dall'asilo nido fino all'università, per cui ci sono, in base ai loro determinati limiti di età, praticamente ci sono tutte quelle che sono le spese per l'asilo nido con una spesa detraibile per figlio di 632 euro, la spesa poi per l'iscrizione scolastica, poi per quello che può essere la mensa scolastica, il servizio aggiuntivo. Anche i trasporti? Sì, anche i trasporti sicuramente hanno un piccolo obolo, cioè hanno un piccolo contributo. Sicuramente tutto quello che è la documentazione e come diceva Monica, fin tanto che non c'è nessun tipo di comunicazione che a nostro favore, devono conservare anche tutti quelli che sono il bancomat, la ricevuta del bancomat o predisporre già l'estratto conto del conto corrente se per caso è stata smarrita la ricevuta del bancomat, la ricevuta della carta di credito, l'eventuale bollettino postale oppure il bonifico con cui sono state sostenute le spese. Poi naturalmente per quanto riguarda l'università, attenzione perché valgono anche le spese, quelle relative alle università estere e legate sempre all'università, per quanto riguarda l'università nei paesi dell'Unione Europea anche e per l'Italia stessa anche le spese per l'alloggio, per gli affitti degli studenti universitari, per cui anche lì si possono recuperare delle somme abbastanza notevoli anche all'interno di una dichiarazione dei redditi. Una cosa che forse non si sa, anche le spese funebri sono detraibili. Sì. Visto anche il periodo l'anno scorso purtroppo le spese funebri ne vedremo di più, diciamo, quest'anno purtroppo, visto come è andata l'anno scorso, e sono detraibili con un limite di 1.550 euro per evento. L'importante anche qui, vista anche l'entità delle somme, che siano tracciabili e che praticamente ci sia tutta la documentazione a corredo che è data poi dalla fattura e chi ha effettivamente sostenuto la spesa. C'è una particolarità per quanto riguarda le spese funebri, che già da qualche anno non è necessario che la spesa funebre sia inerente, che il defunto sia stato un parente, perché si può fare anche per un soggetto al di là del vincolo di familiarità, per cui è un piccolo allargamento che avevano fatto in virtù delle domande che venivano gestite e sono state poste poi all'Agenzia delle Entrate, per cui ci si trovava in situazioni incresciose in sede di dichiarazione, per cui magari non si poteva concedere lo sconto in dichiarazione per il funerale di una zia. Addirittura l'agenzia poi a seguito di queste domande ha allargato, per cui ha detto non ci deve essere vincolo di familiarità con il defunto. Questo è un passaggio sicuramente importante. Monica, voi state facendo tantissime pratiche ISE anche proprio per aggiornare l'ISE delle famiglie e poter capire di accedere ai vari bonus che vengono messi a disposizione. Tra pochissimo si parlerà di assegno unico per i figli. Partiamo con l'ISE. Sì, da gennaio, quando siamo rientrati dalla breve pausa natalizia, i nostri sportelli sono stati presi d'assalto letteralmente per appunto la compilazione dell'ISE. Tante persone che dovevano rinnovare chiaramente bonus che abbiamo già conosciuto nel corso del 2020, come il reddito di cittadinanza in particolare, ma molti hanno chiesto gli sconti, sappiamo, in bolletta di luce, gas e acqua. Novità del 2021, i CAF elaborano solo l'ISE, mentre lo sconto viene applicato in automatico dal gestore attraverso appunto ARERA, mentre nel 2020 noi provvedevamo direttamente all'utente nel fare anche la domanda per ottenere lo sconto, invece quest'anno il sistema è automatico. Altre richieste che abbiamo già avuto in questi mesi è appunto per la novità che però vedrà il suo arrivo con il 1° luglio 2021,
2021, ossia con l'istituzione di questo assegno unico universale a favore dei figli che va dal 7° mese di gravidanza ai 21 anni di età. Sappiamo solo ad oggi che è una forma, diciamo, di sostegno a favore delle famiglie che andrà gradualmente a togliere altri benefici, quindi andrà a sostituire di fatto dei bonus che oggi appunto vengono applicati a favore di chi ha dei figli, e una voce importante però sarà quella di andare a togliere, non sappiamo ancora come, le detrazioni di cui un po' parlava, non solo quelle legate alle spese, ma le detrazioni proprio a favore dei figli a carico all'interno della dichiarazione dei redditi. Questa novità chiaramente noi come sempre stiamo dando il consiglio ai cittadini e ai lavoratori di intanto passare presso i nostri sportelli per fare l'ISEE. Sappiamo che l'ISEE è uno degli elementi che deve essere predisposto, perché l'assegno varierà con una base, con una parte fissa e una parte variabile, e non appena i decreti attuativi, che presumo dovrebbero essere pubblicati entro il 22 aprile, così abbiamo questa data, ci diranno appunto i valori ISEE, le soglie e soprattutto anche come dovrà essere presentata questa domanda, perché ad oggi purtroppo noi sappiamo solo che l'elemento fondamentale appunto è l'ISEE. Monica, ferma, abbiamo un'altra telefonata che in realtà io sto tenendo da qualche minuto, perché vedo lampeggiare da qualche minuto, perché era importantissimo questo passaggio sull'ISEE, perché le soglie ancora non sono state definite, ma è imprescindibile presentare un ISEE per ottenere l'assegno, quindi è imprescindibile fare un passaggio con il CAF su questo. Prendiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Prego. Senta, volevo un'informazione. Noi qua nel condominio è stato asfaltato all'interno del condominio e abbiamo speso 850 euro a testa, e vorrei sapere se lo scarichiamo nella denuncia di redditi di quest'anno, perché dicono che fare i lavori di casa passano tutto, è vero o no? Graziano? Signora, sono posso chiedere? rimborsato oppure no? Sì, posso chiedere, avete fatto la spesa nel 2020 o 2021? L'abbiamo fatto l'anno scorso, a fine dell'anno scorso. Ok, allora avete un amministratore Agosto di dell'anno condominio? scorso. Ok, avete un amministratore di condominio? Sì. Ok, allora queste domande erano propedeutiche, perché praticamente se vi siete arrangiati in autonomia vi dovevate fare una determinata cosa, ma avendo un amministratore di condominio dovreste attendere che l'amministratore di condominio vi dia la certificazione delle spese, perché essendo una parte comune condominiale ha diritto alla detrazione del 50%, perché è comunque una manutenzione per cui è prevista la detraibilità, e conseguentemente se sono state pagate le spese con l'apposito bonifico per quanto riguarda la ristrutturazione con l'articolo 16 noi abbiamo fatto un bonifico per pagare l'amministratore. Non lei e gli altri economici. L'amministratore ha pagato le fatture con relativo bonifico dedicato e poi ha posto in essere tutto l'iter per poter avere l'agevolazione del 50%. A lei dovrebbe arrivare entro breve, perché di solito gli amministratori entro metà, fine aprile rilasciano le attestazioni. Può anche richiedere, lo fa un colpo di telefono all'amministratore per avere l'attestazione relativa alla detraibilità di questo tipo di intervento. In questo caso, nel suo caso, metterà le 800 euro se tutto è a posto, perché ha seguito tutti i passi e può rilasciare la certificazione, inserirà gli 800 euro nel suo modello 730, avrà diritto a una detrazione pari a 400 euro e i 400 euro in questo caso saranno in 10 anni però. Se invece avete optato invece per la cessione del credito, ma non credo, questa cosa sarebbe già stata, verrebbe rimborsata nel giro di breve, perché praticamente entro domani praticamente l'amministratore aveva tempo per fare l'invio della comunicazione della cessione del credito, e dopodiché vi avrebbe comunicato che sono state sostenute le spese, ma sono state anche cedute, e voi avreste avuto il riaccredito della somma relativa, per cui eventualmente chiede all'amministratore la certificazione.
Signora, grazie, dobbiamo chiudere perché davvero abbiamo ancora pochi minuti a disposizione. Mi interessava fare un ultimo passaggio. Grazie per averci chiamato. Io vi ricordo, rivolgetevi ai servizi CAF CGIL nello specifico, perché come nel caso della cessione del credito, tanti sono i lavori che vengono fatti anche appunto all'interno di un condominio e non sempre si riesce a dialogare con gli amministratori di condominio e si riesce a capire davvero quali sono tutti i diritti che degli inquilini possono avere a fronte di interventi che vengono fatti sull'intera struttura. Monica, un ultimo passaggio, modello 730 ma anche modello redditi, quali sono i termini di scadenza? Sì, allora 30 settembre per il 730 e 30 novembre invece per il modello redditi PF. Io ricordo che comunque la dichiarazione 730 può risultare dovuta, quindi un obbligo, soprattutto per quanto riguarda il 2020 purtroppo, in cui molte persone oltre al reddito di lavoro dipendente hanno ricevuto direttamente dall'INPS la NASPI piuttosto che la cassa integrazione, che sia Covid piuttosto che ordinaria, quindi si trovano ad avere per l'anno 2020 due certificazioni di reddito, quindi due modelli CU. Può essere anche un ente bilaterale che ha dato una somma eventualmente aggiuntiva di integrazione del proprio reddito, quindi mi raccomando, quando vi trovate in questa circostanza è bene sempre passare al CAF, verificare l'obbligo o anche meno, diciamo, se c'è l'opportunità di recuperare, come diceva poi Graziano, delle detrazioni anche attraverso un solo modello CU, può essere che vengano applicate in maniera non corretta da parte dell'azienda e quindi a volte si lasciano andare delle somme che magari potrebbero essere portate a casa anche soltanto con quella certificazione attraverso il 730. Attenzione, allora grazie a Monica Giomo, amministratore delegato, grazie a Graziano Basso, responsabile fiscale di servizi Treviso SRL, il CAF della CGIL, grazie per aver chiarito vari punti e perché davvero dobbiamo arrivare pronti a questa nuova campagna fiscale per poter ottenere tutte le detrazioni di cui abbiamo diritto. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.